Buongiorno e ben ritrovati in questo 3 di maggio a voi telespettatori di Antenna 3. Anche oggi staremo insieme, vi racconteremo quello che accade intorno a noi e a voi. Vi dico subito intanto che alle 12:30 ci collegheremo fra mezz'ora circa con Palazzo Balbi, con appunto la sede della Giunta regionale, perché oggi c'è un importante tassello, un importante passaggio nel percorso che porta alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Oggi c'è l'atto costitutivo della Fondazione Cortina e quindi ne parlerà oggi da Palazzo Balbi proprio il governatore del Veneto Luca Zaia, con ovviamente i rappresentanti delle istituzioni, quindi di provincia di Belluno e poi di Cortina, per questo passaggio importante, un percorso che va avanti appunto verso le Olimpiadi, un percorso non facile, lo sappiamo, l'allarme è stato lanciato proprio dallo stesso Zaia qualche settimana fa sul fronte anche dei rincari materie prime che incidono sui cantieri, soprattutto per le opere, ma appunto questo è un altro passaggio importante, la nascita della Fondazione Cortina. Poi oggi è martedì, quindi vi ricordo che dalle 13:30 alle 13:40 circa c'è lo spazio dedicato all'US2 ed è una importante tematica quella di oggi. Si parla di integrazione tra ospedale e territorio a sostegno del paziente anziano, e quindi con Alice Montagnier in studio ci sarà la dottoressa Stefania Volpato, direttore della geriatria dell'ospedale di Conegliano. Quindi parliamo di anziani e di assistenza agli anziani in ospedale e nel territorio, quindi la sinergia tra ospedale e territorio. Un'altra cosa importante da ricordarvi, e lo faremo spesso da qui fino a domenica, è ovviamente la Dunata Nazionale degli Alpini. Il cartello a Milano 2019 diceva ci vediamo a San Marino, Rimini e San Marino nel 2020, poi sappiamo cosa è successo, era il cartello alla fine dello sfilamento in quella importante adunata nazionale di Milano nel 2019. Ebbene, dopo 2 anni il ritorno della adunata nazionale, lo sfilamento finalmente degli alpini e delle penne nere, si comincia il 5 di maggio, quindi stiamo proprio a ridosso di questo importante evento, cominciano le partenze anche delle nostre penne nere dal Veneto e domenica ovviamente il clou con lo sfilamento delle penne nere, e noi ci saremo come sempre, quindi 8 maggio in diretta, ma ve lo ricorderemo spesso in questi giorni, dalle 9 su Antenna 3 per tutta la giornata vi racconteremo le emozioni dello sfilamento delle penne nere, la giornata clou della Dunata Nazionale numero 93 degli alpini, e quindi per tutto il giorno vi racconteremo questo importante evento, e come sempre ci sarà la possibilità per voi telespettatori di mandare i vostri messaggi in diretta e li faremo ovviamente vedere dal mattino fino alla sera per tutto il giorno, quindi questi importanti appuntamenti da ricordarvi. I fatti attorno a noi, e partiamo ovviamente con semplificando cosa comporta il decreto aiuti che è stato deciso ieri dal Consiglio dei Ministri per aiutare famiglie e imprese in questo momento molto difficile. Allora, 14 miliardi sul piatto, ovviamente la notizia che più preme a tante famiglie è il bonus anti-rincari, tema ovviamente di queste settimane, di questi mesi. Per le famiglie questo bonus una tantum di 200 euro per le famiglie al di sotto dei 35.000 euro all'anno, è una delle novità del decreto aiuti, proiezioni che prevedono la platea di beneficiari in tutta Italia di circa 28 milioni di persone tra lavoratori e pensionati. La soglia di reddito, dicevamo, al di sotto della quale è possibile ottenere questo bonus è stata individuata in 35.000 euro lordi. I pensionati riceveranno il bonus in maniera automatica con la pensione del mese di luglio, mentre per i lavoratori dovrebbero vederselo accreditare in busta anche appunto loro tra giugno e luglio. Il contributo sarà versato direttamente dalle imprese, che verranno poi ristorate al primo pagamento fiscale. Ma non è solo una delle novità di questo decreto aiuti, quello del bonus da 200 euro per le famiglie. C'è anche la proroga del taglio delle accise fino all'8 di luglio, poi la possibilità di semplificare per l'autorizzazione di impianti a carbone, quindi la semplificazione delle misure per le centrali a carbone, ovviamente la necessità di trovare un'alternativa al gas, una norma salva cantieri, altro grande tema, altro grande spina nel fianco per salvare gli appalti pubblici, 10 miliardi per l'edilizia tra il 2022 e il 2026 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di materiali, aiuti a fondo perduto per le aziende.
colpite dagli effetti della guerra. Ci sarà anche la possibilità di avere nuove soluzioni per gli sfollati, per i profughi dall'Ucraina, con 100 euro al giorno per ogni sfollato. Viene prorogato anche dal 30 giugno al 30 settembre il termine per effettuare almeno il 30% dei lavori complessivi per il bonus 110%. Queste le norme principali del decreto aiuti. In testa ovviamente questo bonus di 200 euro per le famiglie, per i lavoratori e i pensionati al di sotto dei 35.000 euro all'anno. Effetti che servono, misure che servono per fare fronte agli effetti e alle conseguenze della guerra. È una escalation che continua, quella della guerra. Allora, il sondaggio di ieri lanciato nei nostri telegiornali, che ha avuto poi l'esito a Ring, riguardava proprio questo, mentre nel frattempo procede l'evacuazione dell'acciaieria in Ucraina, Azovstal, ma dice l'ANSA ci sono dispersi 11 bus per l'evacuazione dei rifugiati, e poi c'è il giallo anche dell'Ungheria, che secondo Kiev era stata informata prima della invasione in Ucraina, e quindi questo potrebbe creare anche un forte attrito con l'Ungheria in questo momento. Ebbene, vi abbiamo chiesto nel nostro sondaggio se è giusto, se è stato giusto e se è giusto continuare a inviare le armi all'Ucraina in questa guerra. Ebbene, questo è l'esito, a testimonianza del fatto che è un dibattito molto molto forte per voi, per la maggior parte di voi, per la maggior parte o meglio di chi ha chiamato. No, 77% no, rivediamo il sondaggio, 77,7%, quindi quasi l'80% di voi ha detto no, non è giusto inviare le armi, 22,3% sì, è giusto inviare le armi. Questo dunque a testimonianza del fatto che c'è il timore che questa immissione di aiuti in armi per la guerra in Ucraina possa portare, come è stato paventato peraltro dalla stessa Russia, a una guerra totale, e si spera di no, ovviamente, a una estensione del conflitto, ed è ovviamente uno dei temi cardine di questa settimana. A Ring dunque il sondaggio ieri sera, e questo era l'esito, quasi l'80% di voi ha detto no all'invio delle armi, una puntata di Ring che ha visto su un altro fronte anche tanti altri temi, tra questi quello sull'economia, ovviamente non solo quello dell'energia e dei rincari. In esclusiva, in diretta Skype, in collegamento Skype con il vice direttore Ferdinando Avarino, c'era il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, ieri in Veneto per dare sostegno a Sergio Giordani nelle elezioni amministrative di Padova, ma anche per incontrare gli imprenditori di tutte le categorie, anche quelle ad esempio delle aziende agricole che sono sfiancate ovviamente dalla situazione della guerra in Ucraina. Lo vedrete proprio in questo scenario, con alle spalle una stalla. Le stalle, come sapete, sono in grandissima sofferenza, ci sono capi di bestiame che vengono abbattuti per l'assenza del mangime, per il rifornimento anche del mangime e quindi il rincaro delle materie prime. Ma Letta in questo frangente, nel frammento che vediamo, ha parlato anche di autonomia, che è un passaggio importante ovviamente di cui si è parlato, anche perché, come sapete, il Partito Democratico ha fatto la sua proposta qualche settimana fa ufficiale per superare il cosiddetto stallo dell'autonomia, quei 1654 giorni in attesa del governo, come vediamo ogni giorno nel nostro counter. Ebbene, Letta ha ricordato come l'autonomia non è un tema che deve dividere ma che deve unire, non è un tema soltanto, dice, del centrodestra, e quelle 7 materie forse sono davvero la chiave per superare questo momento di stallo. Sentiamo le sue parole ieri a Ring. L'autonomia non deve essere l'applicazione di quella tesi salviniana del prima i veneti, prima i napoletani. L'altro giorno ero a Napoli per la campagna elettorale che so che c'è anche lì nei comuni attorno, e ho rivisto lo slogan della lista della Lega a Napoli. Lo slogan della lista della Lega a Napoli era prima i napoletani. La logica della prima i napoletani a Napoli contro prima i veneti in Veneto è una logica sbagliata, è una logica di autonomia rivendicativa che è contro gli altri, contro i vicini, contro il sud. Non è così che si risolve. La proposta che hanno presentato, come lei ha detto, Martella, Possamai,
tutto il gruppo dirigenti del Partito Democratico Veneto è supportato a livello nazionale. È una proposta che è di cooperazione, non di rivendicazione, e soprattutto è finalizzata, come lei sa, è fatta di 7 punti, non è a tutto campo, perché ci sono alcuni punti su quali l'autonomia può funzionare, altri punti è semplicemente propaganda, cioè fare propaganda contro Roma. Ma sono decenni che qui in Veneto la gente sente la stessa solfa della propaganda contro Roma. Così dunque Enrico Letta, e peraltro l'atteggiamento della Lega è un po' ondivago in questo momento proprio sulla proposta del PD anche di creare una sorta di commissione sull'autonomia. C'è una parte della Lega in Consiglio regionale che ha già subito detto no, non è fattibile, noi chiediamo e vogliamo le 23 materie. C'è un'ala più possibilista per raggiungere, se non 7, qualcosa in più di queste 7 materie. Dunque staremo a vedere cosa accade. Adesso andiamo con la cronaca e torniamo a parlare della morte di Ahmed, il 15enne trovato morto nel Brenta. Continuano le indagini e c'è anche l'attesa per la data dei funerali. Ahmed nell'ultimo periodo era cambiato, studiava meno e voleva uscire di più. A raccontarle i poliziotti della squadra mobile che conducono le indagini sono stati gli amici del 15enne, morto annegato nelle acque del Brenta dopo essere scomparso di casa lo scorso 21 aprile. Un cambiamento confermato anche dalla sua ex fidanzatina 17enne, a cui aveva mandato gli ultimi messaggi prima di morire. Studiava meno, aveva fatto delle assenze senza dire niente alla famiglia. Anche il giorno in cui è scomparso non era andato a scuola perché diceva di non stare bene. Che cosa preoccupava Ahmed? Perché era cambiato all'improvviso? Sono gli interrogativi a cui vogliono dare una risposta sia gli investigatori che la famiglia del giovane studente dell'Istituto Bernardi. In queste ore inoltre dovrebbe essere fissata la data dei funerali, che si celebreranno con rito musulmano probabilmente in un palazzetto dello sport della città, e della fiaccolata per le strade di Mortise, il quartiere dove Ahmed viveva con la mamma e la sorella. E poi sono in corso 2 accertamenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita di Francesco Pascetta, il bimbo di 6 anni di Codevigo positivo al Covid, morto a seguito di una crisi respiratoria. L'ULSS 3 Serenissima sta compiendo infatti accertamenti su due accessi al pronto soccorso di Chioggia, dove il bimbo è stato portato dai genitori il 27 e il 28 aprile. L'ULSS Euganea invece dovrà ricostruire i 2 interventi domiciliari, l'ultimo dei quali si è concluso con il decesso del piccolo mentre veniva trasferito in pediatria a Padova. Nel frattempo sono in corso tutti gli accertamenti clinici sul corpo del piccolo per definire le cause del decesso. Ancora da Padova sono 6 le persone residenti tra il padovano e il veneziano colpite da misure cautelari per un giro di truffe online. Parliamo anche di Bitcoin. I soldi sottratti alle vittime venivano spesi tra Padova, Treviso, Vicenza e Venezia. Tra carcere, arresti domiciliari e obbligo di dimora sono 6 le misure cautelari decise dalla Procura di Padova. Tutti i residenti tra Abano Terme, Montegrotto, Campodarsego nel Padovano e Stra in provincia di Venezia. Le accuse sono quelle di associazione a delinquere allo scopo di commettere truffe aggravate con indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento online. A indagare e intervenire poi nei confronti delle 6 persone sono stati gli agenti della squadra mobile di Padova. In carcere sono finiti un 25enne e un 50enne, agli arresti domiciliari un 49enne, un 44enne e un 39enne. Infine obbligo di dimora per una donna di 43 anni. Gli indagati, secondo le indagini, truffavano vittime in tutta Italia, alle quali venivano sottratti i dati relativi alle carte di credito per poi effettuare operazioni di ricarica o prelevando contante tramite gli sportelli Bancomat e spendendo poi quei soldi tra Padova, Vicenza, Venezia e Treviso per acquistare telefoni di alta gamma, gratta e vinci da reinvestire in Bitcoin oppure ancora per la compravendita di droga. Una notizia di poco fa dal Gazzettino Online: c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 registrata alle 10.33 in Friuli con epicentro nei pressi di Preone. Siamo in provincia di Udine. Secondo i primi dati diffusi dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, la scossa si è verificata a circa 12 km di profondità. Il sisma è stato avvertito nell'area circostante l'epicentro, ma informa la Protezione Civile non sono giunte al momento segnalazioni di danni a persone o a cose. Questo in Friuli Venezia Giulia, nell'Udinese. Torniamo in Veneto, torniamo nella Marca Trevigiana, parliamo di furti come quello perpetrato ai danni di uno studio dentistico.
Circa 15.000 euro è il bottino con il quale i malviventi sono fuggiti nella notte tra domenica e lunedì dopo il colpo messo a segno in un capannone di una ditta specializzata nella produzione di impianti dentali ad Altivole. I ladri, entrati da una porta sul retro, avrebbero approfittato del sistema d'allarme disattivato, forse perché guasto. Una volta all'interno hanno messo sottosopra gli uffici, aprendo cassetti ed armadi. Alla fine sono fuggiti, portando con sé saldatrici, punzoni, vari attrezzi per la lavorazione dell'acciaio inox e 2 computer. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Riese Pio X, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero essere utili per dare un volto ai responsabili. I militari dovranno anche chiarire se sia la stessa banda che nei giorni scorsi si era resa responsabile di altri furti in abitazioni e aziende. Ancora furti, e questi che vi raccontiamo sono tra i più odiosi, sono i furti di offerte, e uno in particolare dalla chiesa di Sant'Andrea a Crocetta del Montello. Indagano su questo i carabinieri. Sono tornati a colpire i ladri delle offerte. L'ultimo colpo, in ordine di tempo, è stato messo a segno nella chiesa di Sant'Andrea a Nogaret di Crocetta del Montello, in piazza 4 novembre. Il fatto è stato scoperto domenica da uno dei sacerdoti della parrocchia, ma sarebbe avvenuto nei giorni scorsi. Ignoti sono entrati ed hanno scassinato alcune cassettine delle offerte, rompendo i lucchetti per prendere le monete presenti all'interno. Si tratta di un bottino davvero misero, poche decine di euro. La scorsa settimana era stata la volta della chiesa della Madonna della Rocca a Cornuda. Su entrambi i colpi stanno indagando i carabinieri, a quale è stata presentata la denuncia. I militari stanno vagliando la presenza di eventuali immagini rilevanti attraverso l'archivio dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area. Adesso nel Vicentino la paura nel pomeriggio di ieri per un trattore che ha preso fuoco. Longare, i vigili del fuoco di Vicenza sono accorsi in via Debba dopo essere stati allertati dai residenti per una colonna di fumo denso salire improvvisamente nella zona. È accaduto ieri poco dopo le 18 ad aver preso fuoco un trattore che è stato completamente avvolto dalle fiamme. Nel giro di un'ora i pompieri sono riusciti a completare le operazioni di soccorso. Non sono ancora chiare le cause dell'origine dell'incendio al vaglio della squadra intervenuta, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Adesso nel veneziano, a Jesolo, è una storia che riguarda però anche la Marca Trevigiana. Abbiamo parlato tante volte della Movida e delle bravate un po' legate alla Movida. Ebbene, il caso di un residente trevigiano di Casale sul Sile, che ha parcheggiato la sua Audi direttamente in spiaggia, per questo è stato anche multato. Completamente ubriaco, è rimasto bloccato con l'auto in spiaggia a Jesolo, 24enne di Casale sul Sile, denunciato per ubriachezza, oltre ad essere stato sanzionato dalla polizia locale del posto. Il fatto nella notte tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio. L'auto, un Audi, recuperata con il carro attrezzi mentre sostava letteralmente sulla spiaggia di Jesolo, a pochi passi da Piazza Mazzini, con decine di persone accorse ad assistere alla scena, scattando foto e girando video postati sui social e divenuti, manca a dirlo, subito virali nell'arco di pochissime ore. Il 24enne completamente sbronzo, multato e denunciato per aver cercato di falsare il risultato dell'alcol test non soffiandoci dentro. Non si sa se a tradirlo sia stato il navigatore, l'alcol o se si sia trattata di una bravata da parte sua. Episodio dopo il quale il sindaco di Jesolo ha dichiarato di voler intensificare la sorveglianza nella zona di Piazza Mazzini, Piazza Aurora. Sempre dal veneziano, ma questa è una lieta notizia. Una bimba che ha fretta di nascere, allora decide di nascere a casa. È successo a Oriago di Mira. La piccola Marianna, fretta di nascere, decide di venire alla luce in anticipo in casa a Oriago di Mira, mentre tutta la famiglia è in isolamento, mamma Giulia compresa di 34 anni perché positiva al Covid. La piccola Marianna però non ha voluto attendere oltre e giovedì scorso è venuta alla luce nel bagno dell'abitazione dei genitori con l'assistenza di papà Alessandro, 39 anni, che da libero professionista nel campo assicurativo si è felicemente improvvisato ostetrico con grande sangue freddo e senza l'aiuto del personale sanitario, riuscendo anche a togliere il cordone ombelicale attorno al collo della piccina, salvando la vita anche alla compagna oltre che alla neoarrivata. Insomma, una situazione davvero difficile per più ragioni, come si capisce bene, ma alla fine fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.
Complimenti e auguri ai neogenitori. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta e torneremo a parlare anche del ritorno all'operatività di Francesco Zambon, l'ex funzionario dirigente dell'OMS di Venezia, che adesso è stato arruolato, tra virgolette, chiamiamo così, dall'ULSS 2 Marca Trevigiana. Preferisce non commentare il nuovo incarico di cui ormai parla tutta Italia il diretto interessato Francesco Zambon, medico e ricercatore trevigiano, originario di Vittorio Veneto, l'ex funzionario che circa un anno fa si dimise dalla sede veneziana dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, denunciando poca trasparenza nella gestione della prima fase pandemica a livello nazionale, dimissioni che crearono un vero e proprio tsunami. Prima aspetto di prendere servizio per correttezza nei confronti dell'ULSS 2, dice cortesemente proprio quella ULSS 2 che lo ha selezionato fra diversi candidati e che ora si dice orgogliosa del nuovo ingresso. Il dottor Zambon ha fatto un concorso pubblico, un concorso a tempo determinato, fatto qui a Treviso, c'erano anche altri concorrenti, lui chiaramente ha un curriculum di tutto rispetto e conta molto il curriculum e poi ha fatto una prova brillante. È contento di averlo in squadra? Sono felicissimo, sono anche felice che lui abbia scelto Treviso. Zambon presto entrerà in servizio andando ad affiancare il direttore sanitario Stefano Formentini nella gestione degli interventi di epidemiologia. Come sapete la Regione Veneto ha prodotto il nuovo piano epidemico 2021-2023. Il dottor Zambon sarà insieme al dottor Formentini il regista di questo nuovo piano pandemico che sarà predisposto e credo sarà ottimale vista la professionalità del dottor Zambon. Qualcuno già l'ha definita una rivincita, quella del medico e ricercatore trevigiano, tra i funzionari che scrissero un dossier molto critico sulla gestione della prima ondata Covid da parte dell'esecutivo, rapporto che l'OMS stessa censurò. In quel documento il Veneto veniva invece portato esempio per la sua capacità di fare sistema, una vicenda umana e professionale che portò un'ondata di solidarietà. Nel giugno 2021 addirittura un sit-in in campo San Geremia a Venezia. Lui stesso, intervistato da Ferdinando Avarino, sapeva benissimo che il suo nome in vista di nuovi incarichi avrebbe potuto dare fastidio. Diciamo che il mio nome può fare una certa paura perché viene associato a trasparenza e la trasparenza non è una cosa sempre gradita. Ma di un acquisto importante parla invece il governatore del Veneto Luca Zaia, e questo sia per la sanità veneta che trevigiana in particolare, quest'ultima in attesa del nuovo ospedale. Dal punto di vista strutturale viene confermato settembre, dal punto di vista delle tecnologie, soprattutto le tecnologie riguardanti ovviamente le grandi macchine, TAC, risonanze, CyberKnife eccetera, avremo un tempo un po' più lungo, andremo verso fine anno per il problema appunto legato al recupero delle materie prime. Così dunque la gestione delle future eventuali pandemie, il piano pandemico insomma che sarà gestito anche da Francesco Zambon. Vedo intanto che si sta approssimando, siamo quasi a ridosso della conferenza stampa che seguiremo in diretta dalle 12:30 fra pochissimi minuti da Palazzo Balbi. Vi ricordo oggi nasce ufficialmente la Fondazione Cortina, tassello fondamentale poi per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Ho intravisto tra i vari esponenti anche il presidente del CONI Giovanni Malagò, che quindi potrà parlare anche dello stato dell'arte del percorso verso Milano Cortina. Torniamo in studio e poi ovviamente quando inizierà la conferenza stampa andiamo subito a Venezia. Abbiamo parlato di piano pandemico, siamo intanto nella fase del via alla maggior parte delle restrizioni, l'addio al Green Pass e anche quasi dappertutto alle mascherine, non dappertutto come sappiamo. Come stanno vivendo i cittadini, in questo caso i trevigiani, questi primi giorni di libertà? Beh, c'è molta prudenza, guardate. Mascherine addio o forse no. Da ieri in vigore l'ordinanza del ministro Speranza che prevede l'obbligo di protezioni solo nei mezzi di trasporto, cinema e teatri, ospedali ed RSA. Non più necessari invece in negozi, bar e ristoranti. Eppure in questi primi 2 giorni sono ancora molte le persone che decidono di indossare le mascherine sia all'interno delle attività commerciali sia per strada. Mi sembra che forse bisognerebbe avere ancora un pochino di attenzione. Tutto lì. Poi senti ancora molti casi. Io gravito fra il Veneto e il Friuli e tutti i giorni veniamo informati comunque di avere ancora un po' di precauzione. Come ho una certa età ormai, perciò mi tengo
al sicuro da me stessa. Ma è diventata un'abitudine. Io mi sento più sicuro perché quei tempi che corrono è meglio sempre tenerla su. Non costa niente. E anche chi non la porta in molti casi tiene in mano la mascherina pronto ad indossarla. Per sicurezza la tengo, se vedo che ci sono posti molto affollati, non sono ancora pronta a toglierla, togliermi questa sicurezza. Preferisco tenerla per sicurezza, soprattutto negli ambienti dove c'è tanta gente, è meglio avere un po' di precauzione che non si sa mai. Anche tra i commercianti c'è chi torna a respirare, è proprio il caso di dirlo, la libertà senza mascherina e chi invece preferisce tenerla. Per noi è veramente una liberazione. Ma la gente comunque entra con la mascherina lo stesso? Qualcuno sì, magari qualcuno neanche lo sapeva. E ancora tante persone la portano per sicurezza, secondo me. Anche lei? Sì, per sicurezza mia personale. Bisogna che ricominciamo ad abituarci. Se anche per me oggi è la prima volta, ho detto mi metto alla prova, provo a stare senza. Ti dico, la prima ora è stata difficile abituarsi perché ormai 2 anni abituati tutto il giorno con la mascherina. E adesso? E adesso basta, dai. E poi c'è chi decide di indossarla, non solo per proteggersi dal Covid. Proprio mi proteggo dai colpi di tosse e dagli sternuti altrui. Vi ricordo, fra pochissimi minuti andremo a Palazzo Balbi per la diretta del governatore Zaia. Resta però un problema, mascherine o senza, l'assenza dei medici di base. Ad esempio, tanto per fare un esempio, nel Padovano, ad Agna, dal 1° maggio, sono 3.000 i cittadini senza medico di base. Il 1° maggio siamo senza medico, anch'io sono senza medico perché ero con questo medico dimissionario, per capirci. Questo è il messaggio. Tutti i comuni hanno diritto al medico, quindi non è solo un problema di Agna, ma sarà un problema che nel giro di qualche mese o anno riguarderà tutti i comuni. Io parlo della provincia di Padova, i 102, perché i medici sono pochi e quindi domanda e offerta non si incrociano e questo è il grosso problema. Finché il problema non si risolverà, il sindaco di Agna, Gianluca Piva, continuerà a ripeterlo. Tutti i comuni, anche i più piccoli, hanno diritto ad un medico di base. Dal 1° maggio, infatti, i suoi cittadini sono senza medico. Il piccolo comune della Bassa Padovana fino al 2020 ne aveva 2, poi si è passati ad uno solo per oltre 3.000 abitanti. Adesso nulla. A metà aprile ha fatto altre scelte e quindi dal dimissionario ha lasciato il paese e quindi ha finito il 30 di aprile. Perciò gli assistiti sono rimasti senza medico perché non c'è un sostituto, nonostante la ricerca spasmodica fatta anche dall'ULSS. Il sindaco ha allertato prefetture e province e ha scritto all'USL 6 che ha già inoltrato oltre 400 richieste, ma nessuno al momento ha risposto. Il problema è la carenza di medici, dice Gianluca Piva. Nel frattempo è una baraonda, nel senso che adesso gli assistiti si devono trovare comunque un medico che possa avere spazio e disponibilità nel nostro territorio. Io stesso, ripeto, lo devo fare. Oppure guardia medica o pronto soccorso nei casi di estrema emergenza. Certo che non si può comunque un paese come il nostro, che per carità le dimensioni però ha sempre 3.200 abitanti, quindi lo 0 medici fa paura. Dopo Agna questa situazione potrebbe toccare ad altri comuni più piccoli del territorio. Per questo alla protesta si sono uniti anche i primi cittadini di Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Conselve, San Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano. Nel veneziano adesso per parlare di pesca, perché circa 50 tonnellate di vongole sono state distribuite lungo la costa di Sottomarina per ripopolare una zona ancora in difficoltà dopo il disastro della tempesta Vaia. Piani analoghi si stanno svolgendo anche in altre località del lungomare veneziano. L'operazione ripopolamento vongole della costa meridionale veneziana è scattata alle 6 di mattina. Una flotta di almeno 30 pescherecci ha preso il largo da Chioggia lungo l'Adriatico per effettuare un grosso prelievo di vongole di mare da una zona rimasta ancora particolarmente florida, Porto Levante. Ogni imbarcazione ha prelevato circa 15-20 quintali di prodotto novellame. A sua volta trasportato nel litorale sempre più a nord di Chioggia, esattamente davanti al litorale di Sottomarina,
e poi riemerso in acqua direttamente. I Cogevo di Venezia e di Chioggia sono consorzi che raccolgono circa 160 imprese di pesca che si sono subito accorte del fatto che Vaia non era stato un disastro solo per la montagna. Questo perché lungo le 90 miglia di costa veneta sfociano Po, Brenta, Sile, Tagliamento, Piave e Livenza. Una marea di fiumi che sfociano in mare e ha fatto sì che tutti i detriti, plastiche, legni, fanghiglia, insomma di tutto di più si è rivolto in mare. Questo qua ha causato moria. Perché? Perché le vongole, le capellunghe, i fasolari sono stanziali, cioè non hanno la coda come il pesce che può scappare. Questo disastro ha causato nell'area la moria di circa il 50% di vongole, oltre a provocare danni ad altre varietà. Un'operazione di ripopolamento simile a quella di Chioggia è stata effettuata anche lungo la costa settentrionale veneziana e sarà a breve ripetuta con vongole importate dalle Marche, a Venezia come a Chioggia. È stato messo insieme un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova con la supervisione di Veneto Agricoltura e quindi la Regione Veneto che ha attivato questo finanziamento, questo progetto, con i consorzi di gestione del Cogevo di Chioggia e del Cogevo di Venezia che hanno brillantemente gestito questa fase. Quindi ricerca, produzione e istituzioni messe insieme in una squadra che speriamo diventi vincente per la risorsa. Andiamo subito a Palazzo Balbi dal governatore Zaia e i suoi ospiti e parliamo della Fondazione Cortina. La presenza del notaio e della dottoressa Fiorella Francescon mi ha dato vita alla Fondazione Cortina, che è sostanzialmente il braccio operativo territoriale di quello che saranno poi le Olimpiadi. Voi sapete che il progetto Olimpiadi nasce da una mia idea, una folle idea, qualcuno diceva addirittura che fosse semplicemente una presa in giro, no? E si sarebbe risolta in un po' di comunicati stampa. Non è così. Oggi noi siamo sede olimpica, nel 2026 si terranno le Olimpiadi anche a Cortina e l'effetto Olimpiadi già si respira, si vive, insomma il sindaco Ghedina potrebbe stare qui a parlarci ore di quello che già oggi significano le Olimpiadi. Il nome di Cortina è sulla bocca di tutti nel mondo. Avete avuto tutti una sorta di definiamo la vernice, no? di un'anticipazione rispetto alla chiusura delle Olimpiadi. Avete visto la mole, vabbè, a parte l'apertura, ma anche la chiusura, avete visto la mole dello spettacolo, ma soprattutto la visibilità internazionale. Cortina sarà sotto i riflettori del mondo, ma non solo Cortina. L'effetto Olimpiadi non si riduce in un dibattito Bob sì o Bob no, perché rischia di essere deprimente, ma si riduce in un dibattito nel quale bisogna non guardare la punta del dito, ma guardare la luna. Se non avessimo avuto le Olimpiadi, o meglio la candidatura alle Olimpiadi, se non fossimo sede olimpica, non avremmo ad esempio portato a casa la bretella di collegamento dell'aeroporto con la ferrovia. Stiamo parlando di un polo aeroportuale che è il terzo aeroporto d'Italia, stiamo parlando di un polo che fa 18 milioni e mezzo di passeggeri, quindi è la nostra porta d'ingresso, è il nostro biglietto da visita. Ma se non avessimo le Olimpiadi non parleremo di quasi 280 milioni di euro del finanziamento della variante di Longarone. Se non avessimo le Olimpiadi non avremmo i 300 milioni di euro, perché li abbiamo, per la variante di Cortina. Io so che tutti ne hanno parlato della variante, ma noi l'abbiamo finanziata, è giusto sindaco? Proprio con questa operazione. Devo dire che il sindaco è sempre stato al nostro fianco, ci ha sempre creduto, perché all'inizio, insomma, quando si parlava di Olimpiadi, secondo me fa più chic a dire che si è contro qualcosa che dire che si è a favore, non è che ci fosse tutto sto consenso. Quindi va riconosciuto al sindaco Ghedina di aver avuto il coraggio di portare avanti questa iniziativa. Il Bob. No, l'avete pubblicato il video del Bob? È in pubblicazione il video del Bob. Il sindaco mi ha mandato un bel video che pubblicheremo, mi sembra di capire che devo dire pubblicheremo, ed è esattamente una discesa virtuale nell'attuale pista di bob. Si vede anche si vedono le condizioni, si capisce che siamo in presenza di un cadavere eccellente, di un sito degradato, di un sito che dovrà essere bonificato, e per bonificarlo ci vorrà 10-15 milioni di euro. Si sa che se avessimo dovuto andare a Innsbruck, come qualcuno sosteneva, perché bisogna fare le Olimpiadi sicuramente sostenibili ed economiche, ci avremmo dovuto mettere sopra altri 30 milioni di euro, quindi 15 di bonifica, 30 per andare a Innsbruck, cosa fa? 45 nella matematica. Con 60 ce lo portiamo a casa nuovo, ma con un piccolo vantaggio, che è l'unico bob paralimpico, quindi garantiremo a tutti gli sportivi di poter utilizzarlo.
Io ho chiesto con una lettera al CIO di inserire la disciplina bob paralimpica come disciplina olimpica. Ci possiamo candidare tranquillamente a tutti gli eventi internazionali, visto e considerato che tutti coloro che praticano lo sport del bob vorranno provare la pista di Cortina nuova. E poi avremo un vantaggio, che lo gestiremo assieme alle province di Trento, di Bolzano e la Regione Veneto e ovviamente il Comune di Cortina. Bonifichiamo un sito, riduciamo la grandezza della pista di bob e abbiamo ancora risolto un punto nero. Ecco, in tutto questo contesto poi ci sarà l'attività della Fondazione Cortina. Io non aggiungo altro. Abbiamo ancora grandi propositi. Ringrazio il governo perché ci è sempre stato a fianco. I diversi governi, ma questo governo in particolar modo, perché poi gli stanziamenti si sono visti concretamente. Ricordo che la pista di bob è sostanzialmente finanziata tutta a livello nazionale, quindi l'esborso ad oggi sulla carta per la pista da parte della Regione Veneto non c'è. Ovviamente abbiamo ancora le cifre stanziate che dedicheremo alle Olimpiadi e ovviamente stiamo attendendo che ci possa essere un aggiornamento prezzi, perché sapete che la situazione non è facile, ma non solo per le Olimpiadi. Stamattina parlavo di grandi opere, diciamo, a difesa del dissesto idrogeologico, sto parlando delle casse di espansione, ne parlavo con l'assessore Bottacci in giunta e anche lì ne abbiamo fuori che noi siamo pronti per le gare, ma le imprese non fanno le offerte perché hanno paura di eventuali aggiornamenti prezzi che per logica conseguente tu non è che lo puoi fare con la gara, dopo aver bandito una gara, di poter riaggiornare i prezzi. Se il ferro triplica, l'impresa che ha fatto l'offerta si ritrova il rischio di impresa in pancia. Ringrazio la dottoressa Fiorella Francescon che è qui con noi, dopo verrà qui per la firma, diciamo, simbolica, ma non è simbolica perché alla presenza del notaio si fa solo firme sedie, e anche le sue due collaboratori, la dottoressa Patrizia Calegari e Roberto Barbera. E i soci fondatori sono noi tre, Comune, Regione e Provincia, e quindi il Presidente Padrin, sottoscritto Sindaco Ghedina, e i fondatori onorari sono lo Sci Club di Cortina, è presente Igor Ghedina, l'Associazione Albergatori di Cortina Federalberghi, Vicepresidente Elio Zardini, poi abbiamo il Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina, San Vito di Cadore, Auronzo, Misurina, Marco Zardini. Anche qui, ho dimenticato di dirlo, ma noi i collegamenti intervallivi sul Civetta e su Agordo, sulla Gordino, senza far agitare qualcuno, sulla Gordino ho detto, sulla Gordino, grande la Gordino, rispettando le leggi intendiamo farli. Componenti dei vari organi della Fondazione, e li saluto perché sono qui, erano qui stamattina, il neoeletto Presidente Stefano Umberto Longo, e per la Regione Veneto Andrea Comacchio, per la provincia di Belluno Stefano Campoccia, per il Comune di Cortina d'Ampezzo Giampiero Ghedina, per lo Sci Club Cortina Igor Ghedina, per l'Associazione Albergatori Elio Zardini, per il Consorzio Esercenti Impianti a Fune Marco Zardini. Il Consiglio di amministrazione eletto, allora, Presidente Stefano Umberto Longo, per la Regione Veneto Mauro Giovanni Vitti, per la provincia di Belluno Enrico De Bona e per il comune di Cortino Amerigo Angaran. Poi c'è ovviamente per lo Sci Club Cortina Federico Micheli, che non è qui stamattina ma ovviamente ha aderito a tutta l'operazione. Io passerei la parola nell'ordine al Sindaco Ghedina, poi al Presidente Padrin, infine facciamo chiudere al neopresidente che ci parlerà, diciamo, degli obiettivi, dei progetti, dei programmi. Prego. Sì, buongiorno a tutti, grazie Luca, grazie Presidente. Oggi è una giornata importante, è la giornata in cui nasce il Comitato Locale per le Olimpiadi Milano Cortina 2026, quello che è e quello che sarà il braccio operativo per le Olimpiadi del nostro territorio. Questo è un risultato importante, un risultato che nasce dalla forte collaborazione e coesione tra enti, Regione Veneto, Provincia di Belluno, Comune di Cortina, ognuno per la sua parte, ma tutti insieme per questa che è una grandissima opportunità, come ha spiegato bene il Presidente Zaia. È un'occasione per quanto riguarda lo sport, il più grande evento sportivo internazionale invernale dei prossimi anni, ma è anche l'occasione evidentemente per un rinnovamento delle infrastrutture. Mai tante risorse si sono viste sui nostri territori, mai tante risorse si sono viste nella provincia di Belluno
e a Cortina. Noi abbiamo redatto un master plan in collaborazione proprio con la provincia e con la regione, all'interno del quale vi sono inserite tutta una serie di interventi strategici, 600 milioni di euro che sono già praticamente finanziati. Una grande occasione dove al centro c'è sicuramente l'ambiente, dove al centro c'è sicuramente la sostenibilità, ma dove al centro c'è sicuramente l'opportunità e la possibilità di rinnovarsi e soprattutto per le nostre infrastrutture di essere riammodernate ed essere competitivi rispetto alla Svizzera, rispetto all'Austria, rispetto magari qualche località importante degli Stati Uniti. Oggi, ripeto, è una giornata importante, il mio ringraziamento alle istituzioni, ma ringraziamento anche al Presidente Stefano Longo per aver in qualche modo accettato questa sua carica Presidente del Comitato, un Comitato che lavorerà e collaborerà con tutti nell'insegna certamente di fare grande Cortina, la provincia di Belluno, il Veneto, ma soprattutto l'Italia, perché ripeto è l'evento più importante dei prossimi anni e di cui beneficeremo direttamente o indirettamente tutti. Quindi grazie a tutti. Grazie. Prego Presidente. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Mi riprendo gli interventi del Presidente e del Sindaco per esprimere un po' due concetti. Il primo è che questo è un grande risultato di un gioco di squadra. Quando le istituzioni si mettono insieme riescono a portare a casa dei risultati importanti. Qui ci giochiamo il futuro di un grandissimo evento come quello delle Olimpiadi, organizzando tutta una serie di manifestazioni che sarà il compito di questa fondazione, preparatorie e propedeutiche all'evento olimpico, con l'auspicio anche che questa fondazione possa rimanere anche dopo le Olimpiadi, perché questo è veramente il frutto di persone anche di valore, e questo è l'altro concetto che volevo esprimere, ringraziare tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo che hanno accettato questa carica. Ogni tanto, Luca, è giusto dirlo, a titolo gratuito, perché magari si pensa di dare incarichi a destra e a manca, invece a titolo gratuito hanno accettato questa sfida insieme a noi per portare a casa un risultato, ripeto, che per il territorio sarà molto importante. Chiudo dicendo che le Olimpiadi, il Presidente Zaia lo ha detto prima, focalizzando l'attenzione sulla pista da bob, ma hanno permesso di portare nella sola provincia di Belluno oltre 1 miliardo di investimenti, soprattutto legati alle infrastrutture. Quindi essere riusciti prima con i mondiali di Cortina, di sci alpino, poi con le Olimpiadi, devo dire che si realizzeranno opere che forse senza dire forse, senza questi eventi non saremmo sicuramente riusciti a realizzare. Ora abbiamo però un'altra sfida, quello che bisogna realizzarle queste opere, perché al momento purtroppo sono ancora sulla carta. Io mi auguro veramente che ora, con una struttura commissariale che possa velocemente portare avanti questi progetti, si riescano ad appaltare, nonostante il problema legato all'aumento dei costi, riusciamo a vedere queste opere pronte per le Olimpiadi, perché questo è il grande obiettivo che tutti noi, soprattutto nel ruolo di amministratori, ci siamo posti. Quindi da parte mia ancora un grazie al Presidente della Regione e al Sindaco. Abbiamo costituito, ripeto, oggi è una giornata storica, direi, per Cortina, ma anche per la provincia di Belluno, perché sul nostro territorio da oggi inizia una nuova fase e mi auguro veramente che possa portare grande visibilità a tutto il territorio provinciale. Grazie. Prego Presidente. Grazie. Intanto, dottor Zaia, voglio portarle veramente anche, credo, i ringraziamenti di tutti i componenti del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione. Questo lo faccio perché intanto siamo tutti veneti, questo è un piacere anche per me poterlo dire, ma questo significa che queste persone sono disponibili e portano le loro competenze a disposizione di questo grande evento che saranno le Olimpiadi, ma non solo. Olimpiadi e Paralimpiadi, ricordiamocelo. Il mondo paralimpico assume sempre di più un grande valore sportivo ma anche culturale e di civiltà, e credo che questo passaggio per Cortina nel 2026 sarà veramente un vantaggio competitivo per il futuro, per la reputazione di questa città. Ma la ringrazio anche per averci ospitato qui, perché non è un caso. Le Olimpiadi sono un evento mondiale, sono un evento di pace, ricordiamocelo sempre, ma per quanto riguarda noi sono un evento per questa regione. Come dicevo prima, una cosa a cui tengo molto, io non sono dogmatico per natura, anzi sono una persona molto flessibile e abbastanza abituata ai cambiamenti,
ma per me è un dogma che Cortina sia, assieme a Milano, una delle 2 città assegnatarie. Non è un semplice LOC, non è un semplice Local Olympic Committee, è una delle 2 città assegnatarie. Questo ci pone nell'obbligo di avere tutta un'altra angolatura nella nostra visione, nel modo più assoluto. Noi lavoreremo molto in questi anni per l'ottenimento dei risultati, avremo bisogno anche però del supporto delle altre società e infrastrutture che si occuperanno evidentemente di tutti i lavori che saranno da svolgere, perché il successo delle Olimpiadi lo vedremo nel 26 ovviamente, lo vedremo dopo, ma dipenderà anche da quello che sapranno fare poi altre infrastrutture nazionali per quanto riguarda le comunicazioni e l'assetto stradale, a cui faceva riferimento anche ovviamente il Presidente Zaia, dalla capacità anche della struttura societaria dedicata alle infrastrutture per le Olimpiadi. Questo è un altro punto molto importante. E poi ovviamente anche dalla capacità nostra di riuscire a creare coordinamento con tutte queste infrastrutture. Noi, uso un brutto termine, Presidente, romperemo le scatole da questo punto di vista, ma romperemo le scatole affinché quel fattore tempo, che non è stato effettivamente un elemento di successo negli ultimi 24 mesi, ma questo devo dire è accaduto anche in Francia per le Olimpiadi estive del 24. I primi 2 anni non sono stati proprio, poi le attività sono veramente partite ed è quello che dobbiamo fare noi. Ma credo che l'elemento tempo debba essere per noi un fattore, uso anche qui un termine ma che uso in azienda, un fattore ossessivo. Cioè noi sul rispetto dei tempi dovremmo essere ossessivi, perché se non rispettiamo i tempi non riusciremo a portare a casa quei risultati realizzativi che ci poniamo. È vero, da un punto di vista volontaristico, ma io conosco praticamente tutte le persone che sono nei 2 consigli, sono persone che agiscono con molta passione e credo che la leva del successo, mi auguro, di questa fondazione e dei 2 consigli, uno più strategico, il consiglio di indirizzo, l'altro il consiglio di amministrazione più operativo, sarà la passione e le competenze specifiche delle persone che ne fanno parte. E vi ringrazio molto anche per le scelte che avete fatto, sono molto contento di avere la responsabilità di questo team di lavoro. Grazie. Grazie mille. Passiamo alla firma. Sì. Perfetto, fatevi. Ringraziamo il notaio ancora. Grazie a voi. La provincia. Sì, no? Tutti geni. I geni Non sarebbe così. Ma non possiamo far battute. Presidente. Prego. Grazie. Hola. Se avete domande prima relative a questo argomento, prego. Tutto chiaro? Avete capito che siamo operativi. Lui è il nostro uomo a Lavana. Nel senso che per noi è stato fondamentale fin dall'inizio pensare che comunque ci fossero 2 realtà territoriali, una in Lombardia e una in Veneto, a seguire poi e a brandizzare, diciamo, rendere identitarie le Olimpiadi, quindi assolutamente. E poi io spero, lo dicevo prima Presidente, questa è una realtà che non morirà con le Olimpiadi, perché non so, abbiamo il bob, candidature mondiali, dobbiamo comunque portarle avanti e quello può essere un altro nuovo, quindi diventa il veicolo della promozione sportiva e non solo e dei territori. Altre domande allora? Chiudiamo con tutto. Grazie, buongiorno. Grazie a tutti. Grazie. Magari facciamo una foto insieme noi. Sì. Facciamo una foto di gruppo, no? Aspetta, questo non Così dunque la conferenza stampa a Palazzo Balbi con l'atto costitutivo di questa fondazione importante, avete sentito, strumento fondamentale per poi rendere
operativo il percorso e come avete sentito dalle parole sia di Zaia ma anche di Stefano Longo, consigliere della Fisi, e il presidente della provincia Padrin, è necessario che questi investimenti molto importanti, che non sarebbero mai stati realizzati se non ci fosse stata la candidatura e poi la vittoria della candidatura olimpica di Milano Cortina, parliamo di, ha detto Padrin, 1 miliardo di investimenti. Bene, se ci sono questi investimenti poi bisogna renderli concreti, e il fattore tempo, soprattutto per quanto riguarda le opere stradali, ma i cantieri, insomma tutto quello che ruota attorno a questo importante evento deve essere fatto nei tempi giusti. Si è perso molto tempo, si rischia di perdere ulteriormente tempo con il rincaro dei prezzi e con le problematiche legate alla questione della guerra in Ucraina, ma da adesso in poi si deve fare sul serio e mettere sul piatto i progetti e soprattutto realizzare i progetti che stanno attorno alle Olimpiadi di Milano Cortina. Zaia si è soffermato anche sulla questione della pista di bob, anche le polemiche che sono nate attorno alla pista da bob, ma dice Zaia è stato fondamentale, se non ci fosse stata la candidatura alla vittoria poi delle Olimpiadi non avremmo portato a termine anche quello che è la riqualificazione di un cadavere eccellente, così l'ha chiamato, e un bob che sarà anche paralimpico, unico nel suo genere, e ha annunciato di aver scritto una lettera anche al CIO per rendere il bob uno sport paralimpico. Insomma, ci sono tutte le premesse per portare avanti questo progetto e questo grande evento. Siamo nel 2022, sembrano lontani ma in realtà sono molto vicine. Sentiamo se abbiamo qualche altro. Nasce oggi il braccio operativo per realizzare queste Olimpiadi. Siamo nel pieno del percorso per le Olimpiadi, i risultati si vedono già con i finanziamenti, quasi oltre 1 miliardo di euro già nei territori, e adesso c'è questo braccio operativo che sarà il braccio territoriale ovviamente per le iniziative. Prima lei ha spiegato la pista da bob, ovviamente il timore è che spente le luci delle Olimpiadi non si utilizzi, però c'è una strategia. Beh certo, sarà la pista da bob più innovativa, più ambita a livello internazionale, ma sarà anche l'unica pista da bob che sarà paralimpica, e questo ci permette anche di parlare a tutto quel mondo di sportivi che magari hanno avuto sfortuna nella vita e si ritrovano ad essere ovviamente atleti paralimpici. Presidente, ci spiega esattamente il braccio operativo, che cosa deve fare, cosa dovrà fare? Organizzazione, promozione e tutto quello che è di corredo alle Olimpiadi, quindi è un'attività in connessione direttamente con gli enti pubblici, con la società infrastruttura che si occupa dell'infrastruttura, che sono la variante di Cortina piuttosto che la variante di Longarone, e dall'altro ovviamente la Fondazione Milano Cortina, che è l'altro interlocutore, quello diretto con il CIO. Com'è lo stato dell'arte al momento per quello che riguarda le infrastrutture? Lo stato dell'arte, delle infrastrutture e tutte le opere che devono essere... Si procede, società infrastruttura con il suo commissario dottor D'Andrea sta procedendo, ovviamente dobbiamo recuperare i famosi 24-25 mesi di Covid che hanno pesato molto, però insomma siamo fiduciosi, le opere vanno avanti, soprattutto quelle olimpiche. Vorrei ricordare che le opere che dobbiamo fare per le Olimpiadi sono quelle olimpiche, quelle delle gare, dopodiché noi abbiamo finanziato la variante di Longarone, la variante di Cortina, che sono finanziate, quindi i soldi da lì non li toglie nessuno, sono in progettazione e si andrà avanti. Il collegamento, il collegamento ferroviario anche per Venezia, tra la stazione e il ferro. Il collegamento è già finanziato, è un grosso investimento, sono 475 milioni di euro, si va avanti anche su quel fronte, quindi anche lì sono 8 chilometri di infrastruttura, significa collegare il terzo scalo portuale nazionale, un polo che vale 18 milioni e mezzo di passeggeri, quasi 20 milioni, ed è un polo che è la nostra porta d'ingresso non solo del Veneto, del nord-est, d'Italia, perché pensate che quanto scalo e quanti turisti stranieri, il 66,6% dei turisti in Veneto sono stranieri, arrivano tramite l'aeroporto. Sì, Presidente, mancano 3 anni al 2026 circa, però insomma, i tempi sono stretti, le aziende non hanno ancora messo un cantiere effettivo, i costi stanno aumentando, diventa preoccupante. Mi sembra di sentire parlare Leopardi quando guardava fuori dalla finestra, nel pessimismo cosmico. C'è gente che si fa una casa in pochi mesi, a chi non gli basta una vita.
Noi dobbiamo farcela ancora una volta, visto e considerato che abbiamo dimostrato sempre che il colpo di reni funziona. Vi faccio un solo esempio, la Pedemontana la davano tutti per morta 3 anni fa, noi la prenderemo sicuramente alla volta di giugno. È comunque un fattore ossessivo il tempo, si diceva anche prima. Sì, ha ragione il Presidente Longo, il tempo sfuggi, te lo dicevano nel 600, ma in questi giorni lo torniamo a dire anche noi, nel senso che per noi il tempo è un fattore ossessivo dall'altro e anche perché vogliamo fare le cose bene, però le Olimpiadi le faremo, non ci saranno dubbi sul fatto che le faremo. Quali sono le ultime novità per quello che riguarda l'arrivo di profughi ucraini in Veneto? Le dirò, ben venga questa domanda, noi abbiamo comunque un calo degli arrivi perché è accaduto esattamente quello che dicevo, che qualcuno sorrideva. Nella prima fase sono venuti quelli dei ricongiungimenti familiari o che avevano dei punti di appoggio, dopodiché uno che scappa dalla guerra si ferma vicino a casa, non fa 2000 km, è come se noi scappassimo dal Veneto e andassimo a rifugiarci in Finlandia, ci sono molti stati prima che riusciremo a raggiungere, quindi adesso in questa fase noi non riceviamo più quei profughi che magari purtroppo ricevono in Polonia o in Germania o in Romania o da altre parti. Presidente, possiamo chiedere un commento su quello che il governo ha stanziato adesso per cercare di non finire in un momento di stagnazione con la guerra, tutte le problematiche che ci sono, finanziamenti, soldi, 200 euro per esempio anche le persone che hanno problemi con le bollette sui 35.000 euro, cioè tutta una serie di provvedimenti. Ecco. Ma guardate, io gli ho cercato di informarmi e di vedere, diciamo che va apprezzato lo sforzo, ovviamente se dovessimo fare una sintesi diremmo non basta ma aiuta, la situazione è una situazione tragica, i prezzi sono schizzati verso l'alto, io invoco sempre i controlli perché alcuni prezzi non sono giustificabili e dall'altro continuo a dire che abbiamo un tesoretto che si chiama PNRR, sono 230 miliardi di euro. Dobbiamo salvare i borghi, prima di salvare i borghi dobbiamo fare in modo che i cittadini restino ad abitare in quei borghi, no? Cioè bisogna fare in modo che qualcuno riesca a pagare le bollette, andare a fare la spesa e che riesca a sopravvivere, che non faccia la valigia per andarsene via. Quindi direi che la priorità è quella dell'autonomia energetica, dell'autonomia alimentare. Se investissimo quelle risorse per evitare di riempirci la bocca all'infinito di energie rinnovabili e farle veramente delle energie rinnovabili, magari finanziando tutti i tetti che ci sono in giro, già sarebbe un bel risultato. Grazie. Grazie a voi. Il governatore Zaia ha fatto un'estrema sintesi della conferenza stampa, ma ha parlato anche della... Torniamo in studio, scusatemi. Allora, ha parlato di rigenerazione, ha parlato di investimenti importanti e anche della guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina che vede un calo ma era ampiamente calcolato anche dell'arrivo dei profughi, quindi bisognerà anche ritarare quello che è la macchina dell'accoglienza, anche se i numeri restano comunque alti. E poi il concetto che esprimevamo prima, cioè la necessità di dover fare presto per rimediare anche ai 24 mesi di pandemia che hanno bloccato un po' tutto, e questa Fondazione Cortina che nasce proprio anche come macchina operativa per aiutare questo processo di accelerazione anche negli eventi di contorno, ovviamente, che porteranno poi a Milano Cortina 2026. Dicevamo prima, sembra che sia ancora lontano questo evento, il 2026, in realtà quando si parla di Olimpiadi e di eventi di questo genere il tempo è denaro e davvero siamo a ridosso di una urgenza di tempistica importante. Chi organizza questi eventi sa che 4 anni passano davvero in fretta. A proposito di investimenti, si è parlato del decreto aiuti anche in una delle domande al governatore Zaia. PNRR assegnati a Vicenza, quindi andiamo in provincia Berica, assegnati i fondi al comune di Vicenza, ci sono 30 progetti di rigenerazione urbana e quasi 20 milioni di euro appunto per finanziarli. 20 milioni di euro dalla rigenerazione urbana per riqualificare la nostra città, toglierla dal degrado in alcune zone attraverso 30 progetti che verranno messi a terra sull'intero territorio comunale.
19.750.000 euro per 30 progetti di riqualificazione urbana. A Vicenza finalmente vengono assegnati i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Verrà sistemato il Palazzetto dello Sport, realizzate piste ciclopedonali per collegare i quartieri, le frazioni, i comuni dell'Interland. Si investirà sui parchi giochi e sull'adeguamento sismico delle scuole, oltre a interventi su monumenti e palazzi che appartengono alla storia e alla cultura della città del Palladio, come la Torre del Tormento, il Palazzo del Territorio, l'area archeologica della Basilica Palladiana, la torretta Belvedere di Parco Quirini, Porta Santa Croce e l'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati. Importantissimo poi l'intervento di riqualificazione di Campomarzo e di Piazzale De Gasperi, un vero e proprio prolungamento del centro storico oltre le mura, uscendo da Porta Castello. Esatto, si tratta di allungare la passeggiata di Corso Palladio verso Campomarzio, Viale Roma e Viale Retenio, riqualificando l'intera l'area per stralci, tra l'altro, ma stralci che vengono realizzati in anticipo rispetto ai tempi che ci eravamo dati, perché i soldi devono essere investiti e utilizzati in tempi ben prescritti, cioè questo entro il 2026, altrimenti si perdono. Insomma, tutto deve essere fatto e finito entro il 2026 e nel nuovo Piazzale De Gasperi rientra anche la proposta di Rete Veneta di creare uno spazio geometrico a terra per ricordare l'antico Arco del Revese, un luogo di pausa per uno sguardo verso Viale Roma. Il segno dell'arco può diventare così uno degli elementi che contribuiscono a restituire a Piazzale De Gasperi il ruolo di piazza urbana perduto nel tempo. L'Arco del Revese, grazie all'intervento e alla sollecitazione di Rete Veneta, verrà ricordato e inserito all'interno del progetto esecutivo e realizzato già come primo stralcio. L'ultimo tassello poi sarà cambiare nome al parco della città, non più Campomarzo ma Marzio, come richiesto da ben 1051 cittadini, pari al 68,2% dei vicentini che hanno partecipato al questionario della nostra rubrica Filo Vicenza. Su questo stiamo facendo una valutazione tecnica all'interno della Giunta e sarà oggetto anche di un confronto con la nuova commissione toponomastica, perché è giusto coinvolgerla e quindi poi passeremo appunto a questa soluzione definitiva. Ancora nel Vicentino, acqua potabile senza FAS, concluso il primo stralcio del nuovo acquedotto Piazzola sul Brenta Lonigo. Montecchio Maggiore, concluso ufficialmente il cantiere che ha realizzato una nuova condotta idrica collegando i comuni di Brendola e Lonigo alle falde idriche del Medio Brenta e della Valle del Lagno. Una nuova infrastruttura per fornire acqua potabile senza FAS nei territori contaminati dal grave inquinamento. 17 milioni di euro investiti dalla Regione Veneto per interconnettere i centri di produzione idrica nel rispetto del cronoprogramma. A breve inizierà l'avvio del funzionamento sperimentale con l'immissione di acqua potabile. Concluso il collaudo, sarà reso definitivamente operativo questo primo stralcio funzionale della direttrice Lonigo Brendola Piazzola sul Brenta. A Treviso adesso, dove si discute del crollo di un muro nella zona di Villa Margherita, appunto in città, si ravviva la polemica tra Italia Nostra e il Comune. Il manufatto in questione è della cedraia di Villa Margherita, con l'associazione che sottolinea "noi l'avevamo detto" e annunciano anche che ci sono tanti altri punti fragili da rimettere a posto in città. Villa Margherita noi siamo andati volte e volte e sappiamo che manutenzione non se ne fa. Come al solito non usa mezzi termini il volto di Italia Nostra a Treviso. Noi l'avevamo detto, sottolinea Alberto Zandigiacomi, anzi questo crollo l'avevamo già da tempo testimoniato con queste foto che evidentemente qualcuno non ha visto. Nello specifico il manufatto in questione è il muro di sponda del terrapieno su cui si posa la cedraia di Villa Margherita, che è malamente ceduto sul letto dell'Imbraga, il cui corso, non certo impetuoso, è solo in parte responsabile del cedimento. Una decina di metri di muro doppio a cui va ad aggiungersi lo speciale telo di rinforzo che si è strappato. Niente di tragico, commenta Zandigiacomi, ma l'ennesimo segnale di una Treviso che andrebbe maggiormente salvaguardata. Noi abbiamo da sempre detto che ci sono tante cose di Treviso che devono essere mantenute e che la manutenzione costa meno del rifacimento. Basta pensare alle mura che sono in fase continuo di degrado. Oltre a questo c'è tutto il ricorso del Silene che ha bisogno di una manutenzione. Con la cedraia sono solo 3 esempi di una lunga lista di interventi da fare. Cosa chiedete al Comune, anzi all'assessore Zampese? Che faccia un giro con noi se vuole
che prenda carta e penna, si segni tutte le cose che si possono salvare immediatamente e con pochi soldi. E se non viene Zampese chiamiamo direttamente il sindaco. Beh, insomma, Zampese è l'assessore che deve seguire queste cose. Il sindaco ha troppe cose da fare. Da una denuncia a una protesta che vede coinvolto un nome storico di Piazza San Marco, quindi siamo a Venezia. Troppi appuntamenti in Piazza San Marco a Venezia con l'allestimento di un grande palco per una serie di celebrazioni a ridosso dei Plateatici, e così lo storico caffè Florian chiuderà domani 4 maggio per un giorno di protesta. I titolari del locale sostengono di essere stati avvisati troppo tardi dal comune e quindi di essere danneggiati dall'occupazione degli spazi dell'area marciana, dove affaccia il Plateatico con i tavolini all'aperto del caffè. Tra i principali avvenimenti vi sono i festeggiamenti in Piazza San Marco per le lauree degli studenti di Ca' Foscari e il 60° anniversario della scuola navale Francesco Morosini. Una peraltro iniziativa, un evento che dovrebbe appunto vedere anche la presenza nei prossimi giorni del Capo dello Stato Mattarella. Manifestazioni per le quali è stato allestito un palco che secondo lo storico caffè è invasivo. In una nota i titolari dello storico locale sostengono che per la totale intempestività per cui sono state comunicate le date e sono presentati i progetti di realizzazione e smontaggio del palco, la proprietà e i dipendenti di comune accordo hanno deciso di chiudere per tutta la giornata del 4 maggio, quindi di domani, rendendosi conto di non riuscire a garantire ai propri clienti un servizio consono alla tradizione e agli standard appunto di questo nome importante di Venezia. Quindi una singolare protesta del bar di Piazza San Marco contro troppe celebrazioni, troppi eventi e soprattutto accusano di non essere stati avvertiti di quanto stava accadendo. Torniamo nella Marca Trevigiana e torniamo a parlare di sanità, perché è in arrivo la creazione di un nuovo centro per i trapianti del midollo osseo. Ieri c'è stata l'inaugurazione, il via libera, la presentazione del progetto per il nuovo centro trapianti del midollo osseo, la quale ha presentato anche il governatore Zaia, l'abbiamo raccontato nei nostri telegiornali e quindi rivediamo questo importante nuovo centro che fa della Marca un altro tassello di eccellenza della sanità in Veneto. La novità è che saremo in grado di dare al paziente trevigiano o bellunese che si ammala di una grave malattia del sangue, di dare nella sua interezza la completa strategia terapeutica. E in questa nuova strategia rientrerà il trapianto allogenico di midollo osseo, in parole più semplici il trapianto da donatore familiare o non familiare, che da anni rappresenta la procedura di elezione per il trattamento di numerose malattie oncoematologiche, leucemia acute in primis. Questa è la nuova frontiera della sanità trevigiana. I numeri sono circa 40-50 trapianti di tipo allogenico anno, e quindi questi numeri riguardano pazienti residenti, quindi pazienti che non si muoveranno più all'interno della regione o al di fuori della regione per avere garantita questa terapia che è un LEA. Il nuovo servizio che partirà in autunno sarà affidato alla dottoressa Marta Stanzani, specialista in ematologia all'Università di Bologna, mentre a monitorarne lo sviluppo iniziale sarà il professor Damiano Rondelli, tra i maggiori esperti internazionali e responsabile del centro trapianti dell'Università dell'Illinois negli Stati Uniti. Proprio Rondelli si è soffermato non solo sulla complessità di tali interventi, ma anche sui costi che in America sono totalmente a carico dei privati e delle loro assicurazioni. Stiamo parlando di un trapianto allogenico di costi tra i 300 e i 500 mila dollari e quindi è una delle procedure più costose che un ospedale può fornire ai malati, in assoluto. Io come italiano che vivo negli Stati Uniti ammiro e apprezzo e credo sia un valore spesso sottovalutato dagli italiani perché lo danno per scontato, ma è un grande valore che l'ospedale può dare ai cittadini, alla popolazione, ai malati e soprattutto alle loro famiglie. Dalla sanità a una notizia a lieto fine, con il salvataggio di un cane con dei bambini protagonisti.
Decisivo l'intervento degli alunni della scuola elementare Anna Frank di Noventa Padovana per salvare Rock dal fiume. Sono stati loro infatti a dare l'allarme mobilitando i vigili del fuoco. I ragazzi si trovavano sull'argine insieme ai loro insegnanti e hanno notato l'animale, un cane pastore svizzero, caduto in acqua. Rock si trovava a riva del fiume e non riusciva a risalire a causa delle pareti quasi verticali piene di rovi. Un operatore del nucleo SAF, Speleo Alpino Fluviale, dei Vigili del Fuoco, si è calato in acqua, riuscendo a raggiungere e recuperare il cane pastore. Rock è stato portato sull'argine, coccolato, rifocillato, per poi essere consegnato al cinovigile per la lettura del CIP e la riconsegna ai legittimi proprietari. Io vi ricordo, per parlare di alpini, che dall'8 maggio in diretta come ogni anno, tranne gli ultimi 2 anni ovviamente, che hanno visto la pandemia purtroppo imperversare e che quindi hanno bloccato le adunate nazionali, l'8 maggio, domenica, dalle 9 su Antenna 3 potrete seguire per tutto il giorno il racconto dell'emozione, la tradizione dello sfilamento delle penne nere nella giornata clou della 93esima adunata nazionale degli alpini di Rimini San Marino. Quindi dalle 9 del mattino sintonizzatevi, perché andremo avanti tutto il giorno per raccontarvi quanto accade. Nel frattempo ci si prepara all'evento e agli eventi collaterali. Vediamo a Bassano. Si avvicinano le celebrazioni degli alpini con l'adunata nazionale di Rimini e poi con il raduno del terzo raggruppamento ad Asiago. E così la prima tappa, la prima cerimonia pubblica del programma di celebrazioni, è andata in scena nella chiesa di San Pietro a Pedescala Pedemonte, dove sono stati installati e restituiti alla comunità 2 altari risalenti alla Prima Guerra Mondiale e restaurati dai 4 gruppi di pianura degli alpini. Una tappa insomma simbolica e significativa che riporta ai valori della comunità. Sono stati recuperati come dicevo, dagli alpini della vallata, li hanno recuperati, sistemati, sono ancora quelli della guerra del 15 e 18, sono stati sistemati, rimessi in chiesa ancora e adesso facciamo la inaugurazione, così aspettando il nostro raduno triveneto. Altari che tornano in chiesa, che rappresentano la storia, che sono un punto di riferimento e un simbolo custodito e valorizzato dagli alpini, che l'hanno tramandato e poi hanno speso energie e denaro per fare sì che su quegli altari si ricominciasse a celebrare messa e a riunire, sotto un unico ideale, i cittadini del territorio per non dimenticare. Si torna a celebrare le sante messe su questi altari così importanti durante la Grande Guerra. E ora i prossimi passi saranno il 5 giugno con l'inaugurazione del gruppo di Rozzo e l'8 luglio con il via ai 3 giorni di raduno del terzo raggruppamento ad Asiago. Perché non c'è solo ovviamente l'adunata nazionale, ma poi anche il raduno triveneto ovviamente degli alpini. In questa settimana che ci porta all'adunata nazionale, ieri a Preganziol c'è stato un arrivo importante che conferma il legame della città di Preganziol con la friulana Venzone. È tutto nato per caso dalla richiesta da parte degli alpini di Venzone di poter essere ospitati nella trasferta che fanno fino a Rimini in bicicletta. Abbiamo colto l'occasione e li abbiamo ospitati molto volentieri, e poi anche per la commemorazione a Manlio Feruglio, perché è la loro caserma intitolata a Manlio Feruglio, la nostra sede è intitolata a Manlio Feruglio e a Preganziolo abbiamo la casa natale di Manlio Feruglio. Alpini in armi verso Rimini. Soldati dell'8° reggimento della Giulia, a distanza a Venzone, sono arrivati oggi a Preganziol, dove hanno partecipato alla cerimonia in ricordo del capitano Manlio Feruglio, eroe alpino della Prima Guerra Mondiale, a cui sono intitolate la caserma friulana e la sede degli alpini nella sua città natale. È proprio dal comandante dell'8° reggimento il senso di questa iniziativa che lega gli alpini in arme con quelli in congedo. Riesplorare e riportare alle memorie le nostre medaglie d'oro. Ora, al capitano Manlio Feruglio è intitolata la caserma di Venzone, quindi commemoriamo ogni giorno in realtà. Però ci sono molti altri esempi, come ha citato il signor Sindaco, che delle volte non vengono ricordati.
Cerimonia nel giardino della casa natale del capitano Feruglio, dove una stella ricorda il valore del soldato. Poi il ritorno alla casa degli alpini per la ripartenza del gruppo verso Rimini. Treviso pronta per Rimini? Assolutamente sì, siamo pronti, siamo carichi, oggi ne abbiamo dato atto e siamo in grande forza, partiremo già domani, qualcuno già parte, io partirò giovedì, quindi siamo pronti a fare questa nostra grande adunata che da 2 anni che l'aspettiamo. L'attesa che ormai sta per finire. Facciamo rivedere un'altra cosa, un evento tradizionale che ha portato a una vera e propria ovazione. Parliamo del 1° maggio e la corsa dei camerieri, un altro evento che è tornato ad essere molto partecipato a Treviso, anche con un protagonista d'eccezione. Mi parto adesso, arrivo domani. Un sindaco al servizio della città. No, anche arrivo domani. Sorriso ma anche consapevolezza del sindaco Mario Conte che questa corsa non è per tutti, perché sfrecciare tra vie e piazze come tra i tavolini del proprio locale, oltre che un'arte, è una vera e propria disciplina. Che la 14ª edizione della Corsa dei Camerieri ha ribadito nel Giorno dei Lavoratori con il decano di questo mestiere a Treviso e non solo. Per niente, sono il nonno qua. E Giacomino Benvenu, 80 anni all'anagrafe e 65 all'Inps, è stata la vera star di questa edizione. 3, 2, 1, Partenza lieve, percorso classico, l'ovazione è arrivata, manco a dirlo, in Piazza dei Signori. Un applauso, signori! Dietro, ma solo per deferenza, le giovani generazioni. No, lo sei davanti, mi sono da Drio perché le animo, sono un animo antico e ora rispetto finché sei davanti. Poi, però, come si dice, quando la corsa si fa dura, i duri cominciano a correre. Dura? Non è mica tanto divertente, arriva l'ansia adesso. Oggi che perdo il numero qua. No. Numero 13, porta fortuna. Gadito. Comincia la vera competizione. Sorpasso, ragazzi. Dura? Un po'. Sì. Però tieni bene il passo. Ci sto provando. Tutti pronti al traguardo di Piazza San Parisio. Pronti con i defibrillatori? Sì, pronti. Sempre pronti. Per la cronaca il primo è un cameriere di signore e signori in Piazza dei Signori. Qual è stata la tattica vincente? Allora, lavorare in Piazza dei Signori, a Treviso, devi essere per forza il primo. Per le signorine è una cameriera di Piazzetta della Torre. Si corre di più nella vita o si è corso di più in questa corsa? Nella vita sicuramente, però bisogna tenersi allenati anche in queste cose. Infine premio speciale per 2 concorrenti da Feltre. Ma si corre di più in montagna o in pianura? Ma abbiamo corso tanto anche in pianura, ma è stato super divertente in una città bellissima come Treviso. Grazie mille dell'ospitalità. Bella festa. Torneremo più numerosi l'anno prossimo, Da un evento del 1° maggio a un evento invece di domani, torniamo a Vicenza, uno spettacolo che andrà in scena domani sera al Teatro Comunale, un balletto suggestivo costruito sulle note del celebre cantautore Leonard Cohen. Empatia ed espressività in scena per uno spettacolo che gioca sulla fusione fra danza e canzoni modulate dal timbro rauco della voce di Cohen. Si chiama Dance Me, omaggio a Leonard Cohen. Lo spettacolo internazionale in esclusiva regionale al Teatro Comunale di Vicenza che chiude la 5ª edizione di Danza in Rete Festival Vicenza Schio. Mercoledì 4 maggio alle 20:45 saranno i canadesi della compagnia BJM Ballet Jazz de Montréal ad interpretare un trittico sulle stagioni della vita dell'uomo, sulle musiche del celebre cantautore. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give. Lo spettacolo trae ispirazione dal repertorio dell'artista, osservatore privilegiato del nostro tempo, per restituirci un ritratto appassionato e unico nel suo genere. Le sue ballate, le sue parole, la sua tagliente poesia in musica rappresentano il fil rouge delle coreografie che raccontano idealmente i grandi cicli dell'esistenza. In ogni ciclo ci sono dei quadri con sentimenti e stati d'animo differenti, associati agli elementi naturali e ai luoghi fisici che hanno popolato l'opera dell'artista, presentati attraverso video originali e proiezioni multimediali.
80 minuti di danza che sono omaggio alla vita, alle sue stagioni e ai suoi colori, temi universali nei quali riconoscersi. Chiudiamo con una notizia di cronaca dell'ultima ora che viene da Padova. Nell'ambito del protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Padova, il Comando della Polizia Locale, l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, è stata effettuata un'operazione congiunta presso il centro Ingrosso Cina, già oggetto di numerosi controlli, finalizzata alla tutela del consumatore e alla sicurezza prodotti. Nel corso di questi controlli è stato sottoposto a sequestro un lotto di oltre 6.000 mascherine FFP2 classificate come dispositivi di protezione individuale, il cui risultato di analisi ha fatto emergere la non conformità del prodotto con parametri oltre i limiti consentiti per quanto riguarda l'inspirazione e l'espirazione. Si è proceduto altresì al sequestro di un altro lotto di mascherine contraffatte, poiché la raffigurazione di una nota serie televisiva di cartoni animati non risulta autorizzata dal proprietario distributore del marchio. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato deferito all'autorità giudiziaria per violazione del codice al consumo in materia di sicurezza dei prodotti e del codice penale in materia di contraffazione. Era l'ultima notizia di questa prima edizione. Come vi ho anticipato all'inizio del nostro appuntamento, fra pochissimo in diretta con l'ULSS 2, la nostra Alice Montagnier, parleremo di integrazione tra ospedali e territorio a sostegno del paziente anziano con la dottoressa Stefania Volpato, direttore della geriatria dell'ospedale di Conegliano. Questo dopo aver visto le previsioni del tempo e una breve pausa pubblicitaria. Arrivederci. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Bentrovati al meteo. Circolazione senza una netta componente ciclonica o anticiclonica, dunque ci attendono delle giornate all'insegna di una variabilità tipicamente primaverile. Vediamo il dettaglio di martedì 3 maggio. Sul Veneto prevalenza di sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio nubi in aumento fino a cielo anche coperto, a tratti più probabilmente sulle zone pedemontane e montane, qui con locali acquazzoni possibili fin verso le zone limitrofe. Venti moderati con direzione variabile, temperature stazionarie. Le minime saranno comprese tra i 9 e i 13 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 21 e i 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento, non si escludono annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, anche qui con occasionali rovesci. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo rimarrà variabile con alcuni tratti soleggiati come vediamo, ma nelle ore più calde la probabilità di rovesci sarà in aumento. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Locanda Canareggio, ristorante con cucina tipica stagionale e pizzeria con forno a legna a Rovarè di San Biagio di Callalta. Ben ritrovati in diretta, spazio dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana, integrazione tra ospedale e territorio a sostegno del paziente anziano. Ne parliamo in compagnia della mia ospite che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio la dottoressa Stefania Volpato, direttore dell'unità di geriatria all'ospedale di Conegliano. Ben trovata dottoressa. Grazie, buongiorno. È un piacere averla con noi. Allora, che cosa possono offrire l'ospedale e il territorio alla popolazione anziana? Prego. Certo, entriamo un po' subito nel tema, ecco, perché l'ospedale e il territorio sono due realtà che si devono, per causa di forza maggiore, per forza incontrare, si devono conoscere, devono integrarsi. L'ospedale innanzitutto, lo sappiamo tutti, è il luogo della cura della patologia acuta, della problematica acuta, anche se negli ultimi anni abbiamo assistito a delle modifiche epidemiologiche che hanno fatto sì che
non ci sia solo il paziente, la persona prettamente acuta che afferisce all'ospedale, ma anche un'altra tipologia di persona, ossia la persona e soprattutto anziana con problematiche di carattere cronico che va incontro a delle periodiche riacutizzazioni. Quindi da un lato l'acuzie, la patologia acuta che si risolve con il ricovero, dall'altro lato la persona che purtroppo affetta da patologie croniche sperimenta delle periodiche riacutizzazioni. E questo è un evento che sta aumentando, ecco, nel corso di questi anni. Per contro c'è il territorio, ecco, dall'altra parte c'è il territorio che dovrebbe in realtà essere il posto, il luogo in cui viene presa in carico la cronicità e il luogo in cui si cerca di fornire risposte ai bisogni delle persone con patologie croniche. In quale modo? Beh, la prima modalità è quella attraverso le cure domiciliari. Il servizio di cure domiciliari è rivolto proprio alle persone con problematiche croniche, persone che presentano dei fabbisogni che possono essere di natura sanitaria oppure di natura anche sociale. E le cure domiciliari comprendono un insieme di interventi che vengono erogati appunto al domicilio della persona che presenta un vario grado di dipendenza, un vario grado di non autosufficienza. Interventi che possono essere più svariati, ecco, di intensità intanto variabile, tanto che si può andare dall'intervento prettamente prestazionale, e con questo intendiamo la medicazione piuttosto che la gestione del catetere vescicale, fino ad interventi di natura molto più complessa che impongono una presa in carico globale della persona, come per esempio nel caso della persona bisognosa di cure palliative. Ecco, gli interventi sono molteplici, poi nel corso insomma di questa ora che trascorreremo insieme avremo modo di raccontarli, no? Proprio per far capire anche ai nostri telespettatori a casa quali sono le possibilità. Ricordo il numero per poter intervenire in diretta ed è lo 0422 16 28 332, appunto potete chiamarci, potete porre una domanda alla dottoressa Volpato, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria all'ospedale di Conegliano, e quindi insomma vi invito proprio a telefonare, a porre le vostre domande, le vostre curiosità. Dottoressa, l'ospedale e il territorio sono sicuramente due luoghi della comunità appunto che i cittadini e i pazienti, soprattutto quelli anziani, vivono. Il termine integrazione in particolare che cosa esprime tra queste due appunto realtà? Certo, il termine integrazione indica la necessità che si conoscano prima di tutto e si parlino in qualche modo, e questo proprio per permettere l'accesso alle cure e la continuità delle cure del paziente. In questo momento c'è già una prima forma di integrazione effettiva che avviene attraverso la dimissione protetta. Ecco, il termine dimissione protetta indica il fatto che l'ospedale che accoglie un paziente, una persona che ha una problematica acuta, identifica o riconosce in questa persona dei bisogni che dovranno essere di bisogni di natura ovviamente sanitaria piuttosto che di tipo socioassistenziale, e che dovranno ottenere o ricevere delle risposte poi con il territorio e dal territorio, e in questo senso è l'ospedale stesso che in primis si attiva, il personale medico, il personale infermieristico che si attivano per cercare di attivare il percorso più corretto, che può essere quello dell'attivazione appunto delle cure domiciliari, può essere quello dell'inserimento in una struttura protetta, proprio per rispondere a questi bisogni. Ecco, questo è il primo percorso, il primo esempio di integrazione che è già operativo in tutta l'azienda. E poi è chiaro che integrazione è anche la semplice telefonata o il semplice contatto tra il medico di medicina generale, per esempio, e il personale del reparto, ma anche tra il personale di reparto e il medico di medicina generale. Ecco, è fondamentale che sia bidirezionale questo rapporto, perché ognuna delle due parti può avere delle informazioni che mancano all'altra, e quindi il contatto permette proprio la continuità delle cure.
così come si sta cercando, e lo si legge anche spesso nei giornali, ecco, si sta cercando di introdurre e di implementare modelli di telemedicina che hanno proprio l'obiettivo di cercare di garantire l'accesso alle cure da parte del cittadino. Ecco, lei lo ha detto, l'ospedale è il luogo in cui si curano le patologie acute, quindi insomma alle strutture ospedaliere afferiscono i pazienti affetti da patologie acute, ma non solo, anche i pazienti anziani. Come mai sono frequenti queste riacutizzazioni magari delle patologie, dei disturbi che insomma affliggono le persone anziane? Un po' proprio per le peculiarità del paziente anziano. La persona anziana è purtroppo molto spesso caratterizzata dalla presenza di più patologie contemporaneamente presenti e la presenza di più patologie rende molto più complesso anche la gestione terapeutico e assistenziale del paziente stesso, quindi impone un adeguamento periodico del regime terapeutico, dei farmaci prescritti, impone anche un'attenzione ad alcuni segni e sintomi, proprio perché la presenza di più patologie può condizionare la destabilizzazione di una rispetto all'altra, e questo può incidere proprio sulle riacutizzazioni eventuali. Il paziente con più patologie è una persona con una maggiore fragilità molto spesso e che quindi è più esposta anche agli insulti esterni, e questo di per sé lo espone, anche questo aspetto, a un rischio maggiore di riacutizzazioni. Teniamo anche in considerazione che purtroppo molto spesso queste persone più fragili, con più patologie croniche, non sempre hanno un supporto assistenziale adeguato. Non tutte hanno la fortuna di poter avere un caregiver, lo chiamiamo noi. Il caregiver è chi si prende cura, cioè quindi chi presta la cura alla persona. O comunque una rete familiare, una rete familiare, una rete sociale, ecco, e l'assenza di una condizione, di un supporto di questo tipo ovviamente espone la persona alla destabilizzazione del proprio quadro clinico e quindi al rischio di riacutizzazioni. Ecco, appunto, pazienti anziani con molte patologie, spesso pazienti sicuramente fragili che hanno bisogno di cure e attenzioni, pazienti che una volta dimessi dall'ospedale hanno bisogno di una continuazione di cure anche a domicilio. A chi sono rivolte appunto le cure domiciliari, dottoressa? Sì, le cure domiciliari sono innanzitutto rivolte alle persone non autonome, ecco, quindi, o comunque che presentano un vario grado di non autonomia, di dipendenza, quindi sono quelle persone che hanno difficoltà ad accedere, ecco, ai luoghi della cura spontaneamente, quindi è il servizio sanitario che va a casa della persona, e sono appunto prestazioni, sono una serie di interventi che possono essere di varia natura, quindi di carattere medico. Può essere lo stesso medico di medicina generale che va a valutare periodicamente il proprio assistito al domicilio, il proprio assistito in condizioni di non autosufficienza. Possono essere gli specialisti, ecco, purtroppo in questo periodo di pandemia le visite specialistiche domiciliari hanno subito una netta riduzione e questo ha inevitabilmente avuto un impatto anche sulla gestione e la presa in carico della persona stessa. Possono essere anche dei geriatri che ci sono in questo momento nelle sedi distrettuali, sono in numero esiguo ma cercano di supportare con la loro presenza e le loro valutazioni a domicilio il personale infermieristico di cure domiciliari. E quindi i bisogni, ecco, di cure domiciliari possono essere anche non solo di natura medica ma anche infermieristica, e quindi la gestione, che riguardano la gestione del catetere, riguardano la somministrazione di terapia parenterale, quindi endovenosa per esempio, la gestione dell'alimentazione artificiale, quindi altra problematica piuttosto importante, quindi una variabilità molto ampia, ecco, di problematiche. Tra le cure domiciliari si comprendono, vengono comprese anche tutte le prestazioni di carattere riabilitativo. Ci sono alcune condizioni cliniche che possono proseguire l'iter riabilitativo al proprio domicilio,
questo generalmente viene valutato durante un ricovero ospedaliero, quindi per esempio dal personale della riabilitazione, quindi dal fesiatra, dallo specialista dedicato. Ecco, durante appunto un percorso di assistenza domiciliare integrata, anche l'aspetto più psicologico, più emotivo è preso in carico, dottoressa? Sì, ci sono degli psicologi che afferiscono alle cure domiciliari. Gli psicologi hanno un ruolo attivo in particolare nella presa in carico della persona bisognosa di cure palliative e sono di supporto sia alla persona stessa che alla famiglia. Ciò non toglie che in alcuni casi ci possa essere la possibilità di un supporto psicologico anche a familiari o a persone che non necessariamente sono in carico al servizio di cure palliative, questo sì. Comunque diversi professionisti, il medico, l'infermiere, lo psicologo, lo specialista della riabilitazione, appunto il fisiatra, un po' si riflette quella multidisciplinarietà, interdisciplinarietà che troviamo nel classico reparto ospedaliero, insomma, in cui appunto viene curato la patologia acuta, ma un'interdisciplinarietà, multidisciplinarietà che possiamo ritrovare anche nell'assistenza domiciliare. Che importanza ha questo aspetto, dottoressa? Sì, è assolutamente fondamentale. Lo stesso viene sottolineato in particolare nello stesso piano sociosanitario 2019-2023 della Regione Veneto, l'importanza di creare dei team multidisciplinari proprio per la presa in carico della cronicità. Il ruolo del team è proprio quello di permettere la presa in carico della persona nella sua totalità, nella sua complessità. Certo, risulta fondamentale che ci sia qualcuno che si fa in qualche modo da collettore, quindi che assume il ruolo di, viene definito generalmente case manager, quindi di riferimento, e che è il trade union tra tutte le figure professionali coinvolte, sempre con il supporto del medico di medicina generale. Ecco, qualsiasi intervento che viene svolto a domicilio viene condiviso con il medico di medicina generale. La presa in carico multidisciplinare è alla base della presa in carico della cronicità, questo sicuramente. Ecco, le leggo una domanda che ci è arrivata proprio a tal proposito attraverso i social, in particolare attraverso Facebook. Ci chiedono se l'abitazione del malato deve avere una struttura particolare perché possa essere attivata l'assistenza domiciliare, quindi la prestazione di questi servizi. No, non necessariamente, nel senso che l'attivazione delle cure domiciliari dipende dai bisogni della persona, quindi non dalla tipologia dell'abitazione della persona. Il tipo di abitazione è importante invece per altri aspetti, per esempio laddove dovessimo fornire degli ausili per la gestione della persona. Perché? Perché per esempio il sollevatore necessita di alcuni spazi che non tutte le abitazioni hanno a disposizione. Esattamente, certo. Quindi quella è l'unica condizione nella quale l'abitazione ha un suo significato, effettivamente le dimensioni o comunque gli spazi a disposizione dell'abitazione. Le cure domiciliari sono assolutamente indipendenti da questo aspetto. Lei ha nominato gli ausili e quindi anche un'altra domanda che ci è arrivata sempre attraverso i social è questa: ausili e supporti sono gratuiti per questi pazienti oppure no? Sì, allora gli ausili sono gratuiti, possono essere richiesti se la persona ha inoltrato la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile. Quindi ai fini della gratuità è necessario che venga riconosciuta una certa percentuale di invalidità civile, quindi è sufficiente comunque che sia stata inoltrata la domanda al fine della richiesta degli ausili. Ecco, per averli appunto gratuitamente deve essere stata inoltrata questa domanda di invalidità. Abbiamo detto medico, infermiere, psicologo, specialista della riabilitazione. Tra le cure domiciliari appunto ci sono anche le cure palliative, anche questo è un aspetto molto importante, dottoressa. Sì, le cure palliative sono dedicate alle persone affette da patologia oncologica in fase avanzata, ma anche a patologia non oncologica. Pensate per esempio, si pensi per esempio alle persone con una demenza in fase avanzata, anche queste persone, quindi
che hanno difficoltà ad alimentarsi, che hanno per esempio ulcere da pressione, quindi a persone che ormai non interagiscono più, ecco, con il mondo circostante. Quindi ci sono tutta una serie di patologie, al di là della demenza, anche forme di scompenso cardiaco refrattario, quindi che non risponde più alla terapia, cioè quindi tutta una serie di condizioni cliniche che, raggiunto un certo stadio, potrebbero necessitare di una presa in carico palliativo. In primis sicuramente le cure palliative sono dedicate alla persona affetta da patologia oncologica avanzata, però non solo. Le cure palliative vengono erogate al domicilio della persona e, come ho detto prima, hanno il significato proprio di prendere in carico in maniera globale, ecco, la persona e la sua famiglia, proprio per accompagnarle in una delle fasi più delicate, ahimè, della vita. Certo. Lei poco fa ci diceva che le visite specialistiche domiciliari, appunto con uno specialista di diverso genere, sono state purtroppo sospese in seguito alla pandemia. Che impatto ha avuto questo sui pazienti, anche emotivamente, sì, no? Che impatto ha avuto? Sì, è stato un impatto significativo sicuramente. Per fortuna poi in particolare con le visite, erano quelle cardiologiche, per esempio, per i rinnovi per esempio dei piani terapeutici di alcuni farmaci. Per fortuna è stato possibile poi cambiare la modalità di prescrizione, ecco, di questi farmaci. È chiaro però che la persona in condizioni di dipendenza abituata, e anche la famiglia della persona in condizioni dipendenti abituata a poter accedere ad un determinato servizio e che l'ha visto sospendere, in realtà per ovvi motivi, quindi per motivi di sanità pubblica ovviamente, ha chiaramente avuto un momento di destabilizzazione. Non di rado, ecco, è capitato nelle sedi distrettuali di dover spiegare, di dover giustificare le motivazioni per le quali queste visite erano state sospese. Si è cercato, nei limiti del possibile ovviamente, di fornire delle risposte e di cercare di trovare soprattutto delle soluzioni, ecco, a queste difficoltà. Anche perché immagino, insomma, che per un paziente anziano con diverse fragilità il volto del sì, medico sia comunque un volto che con il tempo sì, diventa amico, diventa rassicurazione, insomma assume molteplici aspetti. Certo, no? Assume sicuramente molteplici aspetti, ha il significato anche rassicurante, ecco, in qualche modo, fa un po', aiuta proprio ad affrontare la malattia o comunque la patologia, insomma, ecco, in maniera più sicura, quindi più tranquilla e quindi molto spesso anche con lo specialista molte persone riescono ad instaurare, per fortuna, un rapporto di assoluta fiducia che permette loro proprio di affrontare anche le riacutizzazioni, come si diceva prima, ecco, che possono presentarsi. Quindi sì, un po' la perdita anche di questo volto amico, ecco, al proprio domicilio sicuramente ha impattato. Abbiamo in realtà, ahimè, dovuto tutti cercare delle soluzioni nuove, ecco, e quindi cercare dei nuovi equilibri che un po' alla volta si sono comunque ritrovati, per fortuna. Purtroppo la pandemia ci ha imposto, insomma, nuove abitudini, ci ha imposto tantissime cose diverse, insomma, nuove rispetto a come eravamo abituati prima. Anche l'ospedale e l'organizzazione, appunto, dell'assistenza domiciliare ha dovuto, appunto, subire un cambiamento, una riorganizzazione necessaria, dottoressa. Sì, in realtà i dati dell'azienda relativi all'assistenza domiciliare hanno mostrato e mostrano che il servizio è sempre stato garantito e non ha subito un calo. Quanti accessi più o meno ci sono? Quante richieste di assistenza domiciliare nell'ambito dell'ULSS 2 Marca Trevigiana? Sì, siamo sull'ordine dei 250.000 accessi all'anno, ovviamente comprendendo tutte le figure sanitarie coinvolte, quindi dal medico di medicina generale all'infermiere, ai prelievi a domicilio, quindi tutte le figure coinvolte. Quindi un numero, insomma, comunque importante. Chi può attivare le cure domiciliari? Spieghiamo anche come si fa proprio praticamente. Certo, allora sicuramente il medico di medicina generale, la prima figura che può riconoscere un bisogno nella persona
persona e attivare il servizio. L'attivazione per esempio del servizio infermieristico può avvenire con una impegnativa, molto spesso c'è anche il contatto diretto da parte del medico con le sedi distrettuali nelle quali operano gli infermieri di cure domiciliari. Può anche essere attivata dall'ospedale, per esempio. Parlavamo prima della dimissione protetta, quindi laddove ci siano dei bisogni infermieristici riabilitativi è possibile attivare appunto attraverso il percorso della dimissione protetta le cure domiciliari. Comunque l'attivazione è possibile anche dal territorio, ovviamente. Un percorso di dimissione protetta già consolidato da molti anni nell'ambito proprio della nostra ULSS, della ULSS 2 Marca Trevigiana, è così? Sì, certo, il percorso è attivo e consolidato da diversi anni. Ovviamente si è adeguato e si è modificato secondo anche le normative vigenti, però è un percorso assolutamente consolidato e che ha l'obiettivo proprio in primis di mettere in rete tra di loro tutti i servizi e tutti i setting assistenziali, ecco, quindi a disposizione della persona. Ecco, lei parlava appunto della prima attivazione, insomma è quella che deve essere fatta dal medico di medicina generale, se ho capito bene. Qual è il ruolo di questa figura comunque molto importante nel tessuto sanitario, insomma, nostro, nazionale? Certo, il medico di medicina generale rimane la figura sanitaria che è di riferimento per la persona ed è importante mantenere e ritrovare questo ruolo nel medico di medicina generale. Dico ritrovare perché appunto si parlava prima di modifiche, di cambiamenti che si sono verificati nel corso della pandemia e purtroppo in alcuni casi la pandemia ha determinato proprio una modifica del ruolo e del rapporto, ecco, tra il medico di medicina generale e la persona. Il medico rimane il punto di riferimento per tutti i bisogni sanitari, molto spesso anche non solo per i bisogni sanitari, ma il medico è quello che conosce il supporto familiare, che conosce la famiglia e che quindi può attivare i percorsi più idonei per la persona. Ecco, abbiamo parlato di tantissime figure, tutte essenziali, no? Compongono un puzzle fondamentale, no? Nella cura dei pazienti, in generale non solamente dei pazienti più anziani e fragili. E a proposito di integrazione, quale deve essere il ruolo dei servizi sociali che appunto troviamo all'interno dei comuni e quanto è importante proprio questa integrazione tra il servizio di assistenza domiciliare integrata e appunto i servizi sociali, dottoressa? Sì, c'è un rapporto diretto tra l'ambito sanitario e l'ambito sociale e socioassistenziale. I servizi sociali che si trovano appunto all'interno dei comuni possono attivare il servizio di assistenza domiciliare, che è sempre dedicato e rivolto a persone che hanno un vario grado di dipendenza questo tipo di servizio comprende una serie di interventi che possono riguardare per esempio l'igiene della persona, possono riguardare l'igiene ambientale, quindi del domicilio, piuttosto che la fornitura dei pasti. Possono anche in alcuni casi riguardare attività come per esempio l'accompagnare la persona ad alcune visite mediche laddove ci siano delle difficoltà da parte della persona stessa nell'organizzare il trasporto appunto per accedere alle cure sanitarie. Sono dei servizi che non sempre sono gratuiti, quindi in alcuni casi possono essere anche a pagamento. E che hanno comunque l'obiettivo principale di cercare di favorire la permanenza della persona al proprio domicilio. Attraverso sempre i servizi sociali del comune è possibile anche attivare il telesoccorso, per esempio, che è una possibilità, ecco, che è rivolta alle persone sole, persone singole sole, anziane per esempio, persone con coppie sole che magari hanno i figli che vivono lontano e che hanno delle
difficoltà anche nella motilità correlate a problematiche anche di carattere sanitario, di salute. Telesoccorso che... Ecco, descriviamo bene questo servizio, perché insomma anche questo è un aspetto molto importante. Certo, il telesoccorso consiste fondamentalmente nel mettere a disposizione della persona una sorta di cicalino, ecco, con un pulsante che può essere premuto in condizioni di necessità, di fabbisogno. Questo cicalino è collegato ad una centrale attiva 24 ore su 24, la quale centrale riceve la segnalazione, controlla che ci sia l'effettiva stato di necessità, che non sia stato un errore questo pulsante, questa attivazione, ecco, e a quel punto attiva i numeri di telefono collegati al cicalino stesso, oppure può attivare i soccorsi laddove sia necessario. È un servizio, mi scusi, gratuito questo? Oppure... Sì, è un servizio gratuito. E anche in questo caso come si fa per l'attivazione? Perché insomma mi immagino che sia è opportuno, è corretto rivolgersi sempre ai servizi sociali del comune, che possono dare le indicazioni e dare indicazioni su quella che è la documentazione necessaria per attivare il servizio. Le leggo altre due domande, insomma, giusto per ripetere un po' quello che abbiamo detto fino adesso, ma insomma sono sempre aspetti fondamentali e importanti da sapere. Ci chiedono se è necessaria l'impegnativa del medico per richiedere un servizio tra quelli di assistenza domiciliare, e ci sembra di aver capito di sì, quindi c'è sempre bisogno dell'impegnativa del medico, lo ripetiamo ancora una volta, e ci chiedono anche quanto tempo passa una volta che viene effettuata la richiesta di assistenza domiciliare, quindi per l'attivazione del servizio quanto tempo passa? Sì, non c'è una vera e propria latenza, nel senso che dipende dall'esigenza. Generalmente la prestazione viene erogata entro le 24-48 ore al massimo, ecco. È capitato anche in passato che venissero richieste attivazioni, per esempio per la somministrazione di idratazione per via endovenosa o sottocute al domicilio, e si concordava, ecco, con il medico stesso la tempistica nella quale attivare il servizio, ecco. Quindi il servizio viene attivato in maniera sicuramente rapida. Certo, abbiamo parlato di diversi profili anche di intensità di cura che appunto viene offerta, viene data alle persone che sono prese in carico nell'assistenza domiciliare integrata. Per quelle persone invece che hanno comunque una residua autonomia, un'autonomia comunque ridotta, anche in questo caso come avviene la presa in carico per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare? Sì, dipende proprio dai bisogni. Allora, non è necessario ovviamente che una persona sia completamente dipendente perché venga attivato il servizio, sia il servizio erogato dal comune sia il servizio erogato dal personale sanitario, quindi dai distretti. Dipende poi da quelli che sono i bisogni della singola persona, perché è chiaro che un servizio di tipo infermieristico viene erogato alla persona che ha un bisogno di tipo infermieristico, così come il bisogno, diciamo, il servizio di igiene a domicilio viene erogato laddove ci sia questa effettiva difficoltà da parte della persona o della famiglia nel fornire questo tipo di attività. Quindi non è necessario che la persona sia completamente dipendente, può essere anche una persona parzialmente dipendente, la modalità è sempre la stessa, quindi con l'attivazione da parte del medico di medicina generale per le attività infermieristiche, oppure direttamente la famiglia che può rivolgersi invece ai servizi sociali del comune per l'attivazione dell'assistenza domiciliare. Anche in questo caso la richiesta del servizio viene fatta con l'impegnativa del medico, la richiesta del medico di medicina generale? No, non necessariamente, nel senso che la persona che necessita di un servizio, del servizio che è in capo al comune, si rivolge in maniera diretta al comune per capire
se può trovare risposta ai propri bisogni da parte del servizio comunale, non è necessaria l'impegnativa del medico. Ecco, che tipo di prestazioni vengono erogate? So che tra queste c'è anche l'aiuto domestico, no? Proprio per quelle persone che non hanno, come si diceva poco fa, una rete familiare e che quindi hanno qualche difficoltà anche nelle semplici faccende di casa, nell'acquisto di generi alimentari per esempio, o appunto la necessità di recarsi a delle visite mediche. Sì, certo, quello diciamo che il dettaglio poi delle prestazioni va ovviamente valutato dalla persona con il singolo comune, perché poi è ogni comune che ha una sua organizzazione, che quindi può fornire alcuni tipi di servizi piuttosto che di altri. Sicuramente possono essere delle prestazioni appunto che riguardano un po' l'igiene appunto della persona, prestazioni per esempio anche la fornitura dei pasti pronti per esempio, oppure sì, ci sono stati anche dei casi in cui il servizio sociale si è attivato per permettere l'accesso alle cure mediche, alle visite mediche da parte appunto di alcuni assistiti, di alcune persone. Ecco, anche questo è un aspetto molto importante. Abbiamo parlato appunto di gestione di pazienti con più o meno autonomia all'interno dell'ambiente domestico, dell'ambiente familiare, ma che cosa si può fare, dottoressa, per quei pazienti che non possono più essere gestiti a casa e non ci sono più le condizioni per essere appunto curati all'interno del proprio domicilio? Certo, lì le motivazioni possono essere appunto le più varie, da una perdita di autonomia avvenuta rapidamente in seguito ad un evento, ad una malattia acuta piuttosto che un incidente, fino alla perdita graduale dell'autonomia che è arrivata a un punto tale da mettere in crisi la famiglia, e quindi in queste condizioni può essere necessario attivare la richiesta per l'inserimento in una struttura protetta. Le case di riposo, ecco, che attualmente vengono più correttamente chiamate centri di servizi. L'attivazione dell'inserimento in un centro di servizi viene generalmente esso stesso mediato dagli assistenti sociali appunto dei comuni di residenza, e nel momento in cui è attivata questa richiesta è necessario verrà effettuata successivamente una valutazione sia da parte degli assistenti sociali sia da parte di personale sanitario afferente al distretto, che permetterà di compilare una serie di scale di valutazione che sono comprese nella scheda SVAMA, una serie di scale che permetteranno poi di attribuire un punteggio. Quindi viene fatta una graduatoria sostanzialmente? Sì, esattamente. Viene attribuito un punteggio a tutta una serie che viene dato dalla somma appunto dei punteggi ottenuti da queste scale. Successivamente appunto queste scale vengono valutate in un'unità di valutazione multidimensionale, e questo permette di dare appunto il punteggio finale che permette di inserire il paziente, la persona, in graduatoria. Ecco, un'altra struttura territoriale è rappresentata dal cosiddetto ospedale di comunità. Sì. È un termine, insomma, ospedale di comunità, che soprattutto durante la pandemia ci siamo abituati a sentire in maniera piuttosto ricorrente, piuttosto spesso. Ci chiarisce un po' il significato? Che significa ospedale di comunità? Sì, l'ospedale di comunità è inquadrato come una struttura intermedia, perché è un po' una struttura a ponte tra l'ospedale e il territorio. L'ospedale di comunità è a tutti gli effetti un'unità di degenza, nel quale si trovano comunque persone che possono provenire per esempio dall'ospedale in seguito ad un evento acuto, che quindi sono comunque stabilizzati da un punto di vista della patologia che aveva determinato il ricovero, ma che non sono ancora nelle condizioni di poter rientrare al proprio domicilio. Oppure può accogliere anche in altri casi persone che provengono dal domicilio, che per esempio hanno bisogno di un periodo diciamo di, tra virgolette, ricovero, non necessariamente in un reparto ospedaliero, ma di ricovero in attesa di essere per esempio riallocati in una casa di riposo, in un centro di servizi. Quindi è una struttura che permette di completare le cure, oppure permette di, per esempio, di attendere che vengano forniti
gli ausili necessari per la gestione domiciliare di una persona. Quindi capita spesso in dimissione dall'ospedale che vengano richiesti alcuni ausili e in attesa della fornitura di questi ausili la persona potrebbe essere trasferita in ospedale di comunità. Il significato sarebbe questo, ecco, quindi se il reparto per acuti ha il significato di, o ha diciamo come missione quella di fare diagnosi e di trattare la patologia acuta, l'ospedale di comunità ha come obiettivo quello di cercare di permettere alla persona o di adeguarsi, di adattarsi alla nuova condizione che si è creata, laddove abbia perso un po' di autonomia, permettere alla famiglia di poter gestire la persona a domicilio, permettere di stabilizzare definitivamente con la persona prima del rientro a casa. Ecco, il problema è che in realtà nell'epoca pandemica, in questi 2 anni, gli ospedali di comunità sono stati convertiti in ospedale Covid e quindi hanno accolto e tuttora accolgono le persone che hanno superato l'acuzie determinata proprio da un'infezione da Covid fino diciamo alla stabilizzazione effettiva. Quindi attendiamo ecco, che vengano riconvertite in Covid free per poterle utilizzare secondo quella che era la loro missione ecco, prevista anche dalla normativa. Ospedali di comunità che hanno una funzione fondamentale, assolutamente, che sono stati durante la pandemia convertiti in ospedali Covid e che tuttora mantengono questa connotazione. Sì, no? sì. Lei ha parlato poco fa di peculiarità del paziente anziano, che cosa intende? Sì, le modifiche epidemiologiche che si sono verificate negli ultimi anni hanno determinato sicuramente un aumento della sopravvivenza della popolazione e contestualmente però anche un aumento della prevalenza, come dicevamo anche prima, delle patologie croniche. Questo fa sì che purtroppo molto spesso nella popolazione più anziana ci possano essere contemporaneamente nello stesso individuo più patologie croniche. Dati che ci provengono dalla regione Veneto sottolineano come le persone con più di 85 anni, nelle persone con più di 85 anni circa l'80% sia affetto da almeno una patologia cronica, ma addirittura il 20% abbia 5 o più condizioni croniche contemporaneamente presenti. Quindi questo è il primo aspetto che noi definiamo multimorbilità, cioè la presenza di più condizioni patologiche contemporanee. E questo determina inevitabilmente anche un regime terapeutico formato da più farmaci. Certo, più patologie, certo, più terapie. Certo, che sono necessarie perché permettono di stabilizzare, di trattare i sintomi delle varie patologie. D'altra parte la polifarmacoterapia va attentamente, periodicamente revisionata per i rischi che può comportare, primo tra tutti il rischio di reazioni avverse, ma anche di interazioni farmacologiche, piuttosto che di una ridotta aderenza alla terapia. Quante volte ci capita di sentire o di incontrare persone che ci dicono no, prendo troppi farmaci, questo non mi serve, non lo prendo. Ecco, così come per contro persone che tendono ad autoprescriversi i farmaci, quindi ecco, attenzione a queste scelte autonome, ecco, quindi le scelte che riguardano le terapie, soprattutto laddove si assumano più farmaci per più patologie, devono sempre essere condivise con il medico. Quindi multimorbilità, polifarmacoterapia. E purtroppo la persona anziana spesso ha anche un vario grado, come dicevamo prima, di disabilità, di perdita dell'autonomia, e quindi questo è un altro aspetto che contraddistingue questa popolazione, così come l'aspetto sociale, ecco, quindi la necessità di avere un supporto, una rete socioassistenziale forte, che permetta la presa in carico. Soprattutto appunto per il post ricovero. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi perché tra pochissimo torniamo a parlarne insieme. A tra poco.
Ben ritrovati in studio, ancora in diretta per parlare di integrazione tra ospedale e territorio a sostegno del paziente anziano. Dottoressa Volpato, un paziente, come abbiamo detto, spesso con più patologie, molto fragile, e quindi ci si deve porre a maggior ragione il problema del post-ricovero, e la persona va considerata comunque nella sua integrità sociale, umana, sanitaria, no? Sì, assolutamente. Proprio per quelle che sono le peculiarità di questa persona, appunto, come lei stessa ha sottolineato, molto spesso più patologie contemporaneamente presenti nella stessa persona, molto spesso per curare queste patologie più farmaci che devono essere assunti, e in questo senso risulta anche fondamentale, non solo per l'accudimento ma anche, pensiamo, solo per la corretta assunzione dei farmaci, la presenza di un familiare o comunque un'assistenza per aiutare, supervisionare la corretta assunzione dei farmaci al momento giusto, e soprattutto appunto quelli corretti, proprio per evitare i rischi appunto di effetti collaterali. E di qui l'importanza, ecco, della presa in carico della persona in quella che è la sua globalità, partendo dalla sfera sanitaria, ma poi anche e soprattutto l'aspetto appunto socioassistenziale. Ecco, qui si inserisce un tema molto delicato come quello della solitudine, in particolar modo del paziente anziano. Quali sono le dimensioni del problema e quali sono anche le soluzioni percorribili? Abbiamo prima una telefonata in studio, vediamo che cosa ci vogliono dire da casa. Certo. Pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Maria, chiamo dal Comune San Lucia di Piave. Buongiorno. Io sono 26 anni che faccio la volontaria per un patronato, per cui di questi problemi li tocco con mano ogni giorno. Certo. Allora, ho sentito dalla dottoressa tantissime belle cose, soprattutto per quello che riguarda l'assistenza domiciliare integrata, però è zero nel territorio, cara dottoressa, non c'è proprio un bel niente, neanche nei malati terminali viene a mancare tantissimo, specialmente dall'aiuto psicologico. Buona giornata. Grazie signora. I bisogni sono tanti, no? E poi, come avevamo accennato, l'aspetto emotivo, psicologico, soprattutto di chi si trova in grosse difficoltà, comunque con più patologie, è un aspetto forse che andrebbe implementato. Sicuramente, no? Sicuramente sì. Infatti spiace effettivamente sentire, evidentemente la signora, al di là dell'attività che svolge come volontaria, non so se possa aver avuto appunto delle esperienze poco positive effettivamente. In realtà il servizio c'è, il problema che poi spesso si ha è quello dell'attivazione del servizio, perché ci rendiamo conto che le modalità, i percorsi non sono sempre chiari alle persone, sono difficili da comprendere, quindi in questo senso è importante potersi rivolgere o al proprio medico o anche direttamente alle sedi distrettuali, perché nelle sedi distrettuali comunque ci sono persone che possono dare delle risposte, quindi la presa in carico del paziente e anche del paziente oncologico c'è ed è sicuramente sviluppata nel territorio. Il problema è proprio che non sempre le persone ricevono il giusto consiglio su come attivare i percorsi. Ecco, insomma, e quindi... con la puntata di oggi speriamo di aver fatto un po' di chiarezza, no? E di aver anche spiegato, speriamo, insomma, quali sono le soluzioni percorribili, certo, e gli aiuti che è possibile richiedere, che sono a disposizione in particolare nell'ambito dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Il tema della solitudine, no? Come dicevamo, perché sì, tra l'altro, secondo una recente indagine dell'Eurostat, l'Italia è il paese europeo in cui di più in assoluto si soffre di solitudine, quindi un primato piuttosto triste. Sì, no? È vero, sta aumentando il numero delle persone che vivono da sole. Anche recenti dati dell'Università Bocconi di Milano ha sottolineato come negli ultimi 10 anni sia aumentata progressivamente il numero di persone che vivono da sole in tutte le fasce di età, quindi fin dal giovane adulto. Ecco. È chiaro che poi nella popolazione anziana, nella popolazione in condizioni di non autosufficienza, acquisisce
un significato ben più critico e ben diverso. Si stima appunto che circa il 13% ecco, della popolazione italiana viva da sola e circa il 7% sia formato da persone ultrasessantenni. 7% vuol dire più di 4 milioni di persone, ecco, quindi per dare un numero e non una percentuale, che forse risulta un dato un po' più tangibile. E è importante, ecco, sicuramente importante capire le dimensioni del problema, è importante sicuramente iniziare a parlarle per acquisire la consapevolezza di di quali siano i numeri effettivamente, per cercare di trovare delle soluzioni, anche perché la solitudine è una condizione che, come è stato dimostrato da alcuni studi, aumenta il rischio di patologie somatiche, di patologie cardiovascolari, di patologie neoplastiche e aumenta anche il rischio di sviluppo di demenza, quindi ha un impatto importante sulla qualità di vita della persona stessa. È importante capire le dimensioni. Ecco, noi non abbiamo in questo momento delle soluzioni semplici da proporre, però iniziare a capire e a parlarne a diversi livelli, a capire quali sono le dimensioni del problema, può permettere di iniziare a pensare a delle soluzioni. Per esempio, Associazione Italiana di Psicogeriatria si sta conducendo da molto tempo degli studi sull'argomento nel tentativo di cercare appunto delle risposte, di cercare di dare delle risposte a questo tipo di problematica. Sappiamo che si sta parlando anche per esempio di co-housing, cioè quindi della possibilità di creare delle abitazioni in cui possano vivere insieme persone anziane, appunto, che altrimenti sarebbero da sole. Quindi iniziare a parlarne permette effettivamente di iniziare anche a cercare delle soluzioni. Certo, forse qui poi si innesca anche un cambio culturale, no? Forse che necessiterebbe proprio per questo tema. Da una parte la solitudine delle persone anziane, delle persone spesso con patologie, dall'altra la solitudine anche di coloro che accudiscono queste persone, quindi magari il familiare che si trova sempre inesorabilmente da solo, senza la possibilità di condividere la propria esperienza e le proprie preoccupazioni, insomma, con qualcuno. Certo, sì, abbiamo in questo periodo, tra l'altro in questi anni di pandemia, abbiamo sperimentato diverse forme di solitudine, quindi al di là della vivere da solo, si è visto in particolare appunto nei reparti ospedalieri, si sono viste le persone affette da Covid, quindi Covid positive, che hanno affrontato da sole, per esempio, appunto il loro percorso di cura, anche in alcuni casi in condizioni di gravità, e per contro a domicilio c'era una famiglia che riceveva notizie e che quindi essa stessa viveva in maniera un po' impotente e quindi in qualche modo sola, ecco, queste comunicazioni, questa situazione, non potendo rimanere vicino al proprio caro. E l'altra solitudine che un po' si configura, secondo me, come un po' una sensazione quasi di abbandono, ecco. La solitudine appunto come si diceva, della persona che assiste il paziente, la persona malata in condizioni di gravità o comunque la malata molto complessa, il malato complesso, il malato fragile. Penso anche a chi soffre di demenza senile. Sì, certo. Chi soffre di demenza con disturbi comportamentali, quindi sono comunque tutte patologie che hanno un impatto molto forte su chi assiste. È forse una malattia più di chi assiste, non solo, per carità, però è sicuramente una malattia della famiglia, la demenza con disturbi comportamentali, e quindi è possibile che la persona il familiare, il caregiver possa avvertire questa sensazione di solitudine, ed ecco che per questo sono nati appunto anche in passato sono nati questi caffè Alzheimer, quindi diciamo è fondamentale poterne parlare, perché poi la possibilità del confronto è quella che può permettere alla persona di capire
che ci sono altre persone che condividono la sua stessa difficoltà, altre persone con le quali si può cercare di trovare delle soluzioni. La condivisione, no? Certo. Ultimi 2 minuti a nostra disposizione, perché abbiamo parlato di complessità, abbiamo parlato di cronicità, quindi insomma come si fa a prevenirle, insomma come si fa a mantenersi in salute, in buona salute il più a lungo possibile. Certo, abbiamo parlato di malattie, diamo un messaggio positivo, ecco, almeno alla fine ovviamente. Sì, l'importante è partire dal presupposto che l'invecchiamento non è una patologia. L'invecchiamento sicuramente comporta delle modifiche fisiche, delle modifiche caratteriali, delle modifiche psicologiche, però di per sé non è una patologia, e quindi quello che dobbiamo cercare il prima possibile, ecco, da sempre e da subito, è quello di cercare di contrastare quelle condizioni che possono trasformare l'invecchiamento fisiologico in un invecchiamento patologico, e quindi l'attenzione sicuramente va al controllo dei fattori di rischio. Queste sono cose che tutti noi conosciamo ma che non è sempre mai abbastanza, ecco, ripetere, quindi importante il controllo dei fattori di rischio, che sono la sedentarietà, l'obesità, il fumo, l'abuso di alcol, e da qui l'importanza appunto di un'alimentazione che possa essere il più sana ed equilibrata possibile, l'importanza di un'attività fisica, l'importanza di prestare attenzione appunto anche ai consigli forniti dal medico, quindi ai farmaci che si assumono, al rischio di incidenti domestici nell'anziano, perché la caduta è uno degli eventi, può essere uno degli eventi più drammatici appunto per l'anziano, perché se determina una frattura può determinare una perdita dell'autonomia. E in particolare, ecco, un'attenzione proprio a quella che è l'attività fisica, per tutti i benefici che può permettere, che può concedere. Che significa anche semplicemente fare le scale invece di prendere l'ascensore, oppure spostarsi a piedi, in bicicletta, anziché utilizzare l'automobile, quindi semplici aspetti per potersi mantenere in salute. Assolutamente. L'attività fisica non è necessariamente un'attività fisica strutturata, ecco, ma può essere anche fare i lavori domestici in maniera più vivace, un po' più veloce, ecco, quindi oppure può essere appunto anche la camminata all'aperto a passo un po' più sostenuto in maniera costante, ecco, quindi questo sicuramente può dare dei notevoli benefici. Semplici buone abitudini e buone prassi. Siamo in chiusura. Io ringrazio la dottoressa Stefania Volpato, direttore dell'unità operativa complessa di geriatria all'ospedale di Conegliano. Grazie dottoressa, grazie insomma, per le sue utili informazioni, e grazie anche a voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.